Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. E, diciamo, cominciamo subito, entriamo subito nel merito dei lavori della giornata. Benvenuti l'incontro, come sapete, di questa mattina è dedicato soprattutto ad un momento di confronto sull'applicazione del nuovo modello eh, che in questo momento vede impegnati sia il livello regionale che il livello nazionale. È un incontro, credo che questo sia, diciamo, il primo di questo genere in Italia per confrontarsi anche sulle potenziali criticità di applicazione di questo nuovo modello. È un incontro, ringrazio l'autorità di gestione regionale del complemento per lo sviluppo rurale del PSN PAC 23-27 per il Veneto per aver voluto organizzare questo momento di riflessione. Non mi dilungo più di tanto, io passerei subito alla parte introduttiva del dottor Franco Contarin. Vi informo soltanto che poi a metà mattinata, a metà dei lavori, vedrete alternarsi un po' di relatori al tavolo. A metà dei lavori faremo una piccola pausa caffè che si terrà fuori da questa sala, dall'altra parte della strada, presso il ristorante Gatto Rosso. E una ulteriore cortesia che chiedo ai relatori di stare nei tempi che sono stati concordati rispetto alla scaletta, perché ovviamente l'incontro è denso di contenuti, denso anche di riflessioni, e spero poi anche denso di domande nella parte finale, a cui riserveremo un po' di tempo anche per confrontarci su quelli che saranno i temi che emergeranno durante il confronto. Quindi vi lascio il buon lavoro per questa mattinata e passo subito la parola a Franco Contarin per l'introduzione dei lavori. Grazie. Grazie Raffaele. Allora, per la mia brevissima introduzione ho preparato comunque alcune diapositive, giusto perché mi piaceva fare un colpo di colore. Forse questo, devo usare questo. No, cos'è questo? Una signora più interessante di me, ma non... Eccolo qua, oh, molto bene. Allora, sì, i lavori di oggi, come dire che ci ricaviamo un po' a fatica in un contesto sempre molto affollato della fine d'anno. Li abbiamo voluti perché è utile che tra addetti ai lavori, difatti le persone che hanno potuto iscriversi per partecipare oggi non sono il pubblico, ma sono il partenariato regionale dello sviluppo rurale, sono i componenti della rete istituzionale che segue queste materie, quindi gli uffici regionali, sono il comitato di monitoraggio regionale del complemento per lo sviluppo rurale 23-27. Quindi anche questo giustifica un numero relativamente contenuto e ci consente anche di avere un taglio più, come dire, mi passi il nostro moderatore l'aggettivo, un taglio più informale, più sostanziale, che mira a consegnare a chi è responsabile, pur con diversi ruoli, dell'operatività degli strumenti di cui parleremo, consegnare alcune informazioni di contesto che così è opportuno metterle in fila insieme e condividerle, perché queste informazioni stanno dietro alcune scelte che abbiamo compiuto e stanno avanti e danno la prospettiva di alcune attività, di alcune cose che succederanno. Allora, per dare un senso al mio saluto affinché non fosse solo di circostanza, proprio per il taglio concreto che ha questo incontro, che non è né politico né di rappresentazione né di mera comunicazione, ma vuole essere proprio uno scambio in cui consegniamo informazioni e in cui mi auguro che negli spazi poi del dibattito anche da ciascuno di noi, dalla platea, emergano osservazioni, richieste, affermazioni. Io ho voluto riprendere il filo, lo dico soprattutto per i relatori che seguiranno il mio intervento. Molte delle persone presenti
sono i referenti a diverso ruolo dell'attuazione di interventi dello sviluppo rurale qui in Veneto, e sono le persone che in molti casi hanno materialmente partecipato all'analisi e poi alla messa a punto dei documenti nazionali, elaborando i posizionamenti del Veneto, facendo da trade union tra diciamo così, quanto emerso in sede partenariale. Noi ci siamo presi per tempo, eravamo partiti già nel 2019 per prepararci a questa tornata di programmazione, e diciamo così le istruzioni che sono derivate cammin facendo dalla Commissione europea e dal Ministero. Allora, da dove partivamo? Io l'ho presa proprio all'origine, sapete che, come dire, sono molto alla lettera certe volte. 2 ottobre 2018. Cosa è successo il 2 ottobre 2018? La conferenza in cui DG Agri ha presentato il pacchetto regolamentare di riforma della PAC per la PAC post 2020. Allora è importante legarci, seppur con poche battute, lì, perché diciamo che lì troviamo i presupposti, troviamo anche delle promesse o delle illusioni. Sapete che io sono sempre molto... però le ho anche cerchiate, forse potevo risparmiarlo, insomma, sono le slide che sono state usate in quell'occasione, in cui si prometteva più flessibilità, proprio un'essenzialità delle regole, si ribadivano ovviamente una serie di elementi costitutivi della cornice, no? Però si sottolineava che sarebbe stato più semplice. Vabbè, insomma. Quali erano poi gli elementi costitutivi, quali dovevano essere e devono essere, non è che è cambiato? Sicuramente un approccio attento alla semplificazione, sicuramente un sistema di verifica delle performance intese come effettivo conseguimento di risultati prospettati e poi accertati, e anche un targeting migliore. Poi la spiegazione del targeting è particolare perché dice, se vedete, regole che siano più tagliate, no? Proprio su misura, diciamo, a me piace questo concetto qua, delle realtà locali. Boh. È successo questo? No, nel senso che su quei presupposti siamo arrivati a 27 piani strategici nazionali che condensano tutta la PAC. Era la promessa, era la scelta strumentale posta dalla Commissione, è quello che è successo. Il problema maggiormente è stato per i paesi che vivevano un governo regionalizzato delle materie che intersecano la PAC, che sono, e dei soggetti, quella parte dell'economia e non solo che è oggetto della PAC. L'Italia, diciamo così, ha le sue caratteristiche e al di là di quella che è la formalità, diciamo così, che io rappresento in questo modo qua, quindi le risorse, il richiamo agli obiettivi, però vedete già cominciamo con dei numeri importanti anche dal lato degli interventi, complessivamente primo, secondo pilastro, 173 interventi, cioè 173 quadri di norme generali o di norme specifiche che vanno a declinare il percorso per arrivare agli obiettivi. Lo sviluppo rurale ha una sua configurazione, la scelta è stata quella di avere comunque interventi nazionali con delle specifiche regionali, va bene, tutto fila. Qui comincia la materia, diciamo così, in cui è vero che tutto fila ed è funzionale agli obiettivi, è funzionale a dare risposta alle esigenze, è funzionale a scegliere gli strumenti che i regolamenti rendono disponibili. Qui comincia il tema però della gestione, ok? Per garantire quelli che erano i presupposti di questa programmazione.
e cioè il PSN PAC dell'Italia ha 4.502 pagine. Non è un problema, si consulta in modalità digitale, quindi non è un problema di abbattere alberi, ok? Poi ci sono 21 complementi regionali che cercano di riportare in modalità leggibile nel contesto regionale la parte di sviluppo rurale, che altrimenti, come è rappresentata secondo SFC nel testo ufficiale del complemento del PSN, potrebbe non risultare chiara a un cittadino che volesse capire cosa deve fare sta benedetta PAC e come viene attuata. Altro elemento interessante con cui dobbiamo fare i conti, lo so che nota di redazione, può sembrare che io stia criticando, non sto criticando, sto trasferendo, sto facendo una sintesi di quello che è lo strumento che dobbiamo gestire, che stiamo gestendo. Altro elemento su cui io mi soffermo, a novembre 2022 è stata bloccata, sono state congelate meglio, le schede fornite dalle regioni rispetto sempre al parte secondo pilastro, ma anche alcuni temi del primo pilastro in discussione in quel momento, per consentire l'approvazione a dicembre del PSN. Questo vuol dire che nel momento in cui il PSN Italia è stato approvato, già come dire, mancava di una serie di... era una bozza fondamentalmente, cioè non era la release finale, ok? Cosa è successo? Che da novembre 2022 c'è stato un anno intero, 11 mesi a dire la verità, di attività per apportare quelle correzioni, a quel punto diventano correzioni del testo approvato, che in realtà erano il testo che c'era da approvare. Ci abbiamo messo un anno con un estremo impegno e dispendio di energie, tanto a livello nazionale quanto a livello di noi regioni. Allora, questi sono alcuni flash che danno il contesto, che come capirete è un contesto complesso, non è un contesto come il precedente, in cui c'era c'era contatto, raffronto diretto, maggiore percorsi con meno fasi per arrivare a assumere una decisione nel confronto tra il soggetto responsabile della gestione degli strumenti, fossero primo pilastro o secondo pilastro, e la Commissione europea e i suoi uffici in quanto responsabili della verifica della conformità di ciò che si stava proponendo o attuando. L'aggravante, diciamo così, di questo allungamento, o meglio, per quanto riguarda lo sviluppo rurale, lo snodo non è più quindi un rapporto diretto tra regione e commissione, ma è regioni, ministero, commissione. L'aggravante è che, nonostante numerosi tentativi, la definizione dei meccanismi relazionali tra questi soggetti, quindi i procedimenti, come si sostanzia il meccanismo per cui uno propone e qualcun altro che ha la potestà decisionale decide, non è andata oltre, questa descrizione, questa formalizzazione non è andata oltre il minimo previsto dai regolamenti. I regolamenti prevedono che dentro agli strumenti si dichiari quali sono le autorità responsabili delle funzioni essenziali. Chi è l'autorità di gestione? Il Ministero dell'Agricoltura, MASAF. Si dichiara che esistono delle autorità regionali per la parte sviluppo rurale, si dichiara che esistono gli organismi pagatori e che c'è un coordinamento degli organismi pagatori, ma non si dichiara che esiste un comitato di monitoraggio nazionale e che devono esistere dei comitati di monitoraggio regionale, ma non si va a formalizzare le relazioni, i meccanismi di relazione tra questi soggetti, purtroppo. Gli strumenti. A causa di questo
probabilmente a causa di questo ritardo, questo lavorio di quasi un anno sull'allineare il testo del piano nazionale con le reali volontà formalizzate dalle regioni per la parte sviluppo rurale, le scadenze di questo primo anno di vita, perché ormai siamo a un anno completo e vissuto di PAC 23-27, sono state viste più come adempimenti, cioè scadenze da rispettare. Il 2 dicembre c'erano ad esempio delle scadenze molto importanti, il 2 dicembre 2023, a un anno dal 2 dicembre 2022. C'è da avere operativi approvati i GAL, quindi attuazione allo sviluppo locale partecipativo, e c'è da avere presentato il piano di valutazione. Sono 2 adempimenti previsti dai regolamenti che vanno fatti entro un anno. Ora, su questi 2, cito questi 2, cioè in realtà ci sono tutta una serie poi di atti preparatori e quant'altro per conseguire i primi obiettivi di spesa, ce l'avremo il primo al 31 dicembre 25 e così via. Tutti questi appuntamenti sono stati vissuti come adempimenti, finiscono per essere vissuti molto in scadenza come adempimenti e non come investimenti, cioè battuta che faccio, no, così, per dare l'efficacia. L'investimento è qualcosa che proietta in avanti, a cui ti prepari. C'è un grosso rischio che una parte importante della programmazione venga condizionato da questo aspetto, se non si mettono in atto strumenti adeguati. Ultimo flash, capite, sono molto, come dire, vado a flash, in questo saluto, non sto costruendo dei ragionamenti, sto consegnando degli elementi. Poi durante i lavori di oggi cercheremo di ricavarci insieme dei ragionamenti. La preoccupazione che ci è consegnata dalla giunta regionale è questa, che va ben tutta sta cosa qua, va bene tutta. Il problema però è questo: se la programmazione è più complessa ed è più rigida, no? È vero che in questo momento c'è bisogno, almeno è vero che la situazione è molto, come dire, no, spiazzante, cose vanno bene, cose vanno male, ma la realtà, la situazione della realtà è tale per cui ha ancora senso un sostegno allo sviluppo rurale, ok, regionale, e quindi probabilmente quello che serve è riuscire ad avere a disposizione per gestire questi strumenti un sistema di gestione che deve assicurare, per me, per noi, insomma, ci stiamo muovendo come autorità di gestione del Veneto su questo binario, su stimolo della Giunta, 2 cose principali che altrimenti, se lasciate a loro stesse, di sicuro sono insostenibili, mettiamola così. Il primo è non riversare le rigidità, le pesantezze, gli oneri amministrativi, facendo una sintesi, quello che in inizio vi ho citato, c'era nella prima slide, in una delle prime slide della Commissione europea del 2 ottobre 2018, non finire per che questa complessità determini un insostenibile riversamento di ulteriori oneri amministrativi su procedure, su operatori che già hanno un carico amministrativo significativo, no? Cioè, credo che nessuno qui in sala, esemplifico così mi faccio capire meglio, credo che tutti qui in sala, faccio il contrario, danno per scontato che i progetti, le domande che stanno dietro a tutti i nostri ragionamenti, è indiscutibile che il privato cittadino non è in grado di presentarle. Ci siamo? Spero che nessuno di voi si illuda o sia così non informato da pensare che il privato cittadino le possa presentare, nonostante noi siamo i depositari del pieno diritto del privato cittadino di poter, mediante strumenti digitali e quant'altro, fare queste cose qua e ottenere le disponibilità che, ok? È un'affermazione gravissima che sto facendo, lo so, ma è per dare contezza del fatto che l'insostenibilità è tale che non si può pensare di andare oltre. Ok?
Poi è vero, l'amministrazione regionale, l'amministrazione dello Stato ha messo in pista strumenti di assistenza, di consulenza mirata, la stessa PAC prevede le consulenze, è vero, e per fortuna che ci sono, e sono state previste e attuate dagli organismi preposti, dalle associazioni, dagli studi, eccetera. Però questo è un tema che può compromettere pesantemente. Secondo punto, la realtà, dicevo, no, quello è un lato. L'altro lato, forse ancora più stimolante, e qui i professori ce l'avevano già detto nel 2019, attenzione che lo scenario, così come sembrava assodato sino al 2019, poteva avere delle alternative anche molto provocatorie. Neanche farlo apposta, era uno dei 5 scenari che la Conferenza regionale dell'agricoltura aveva prospettato: il mondo frammentato, il mondo in balia totale di una nefasta, ecco, neanche farlo apposta, ste Cassandre. Qua abbiamo anche gli autorevoli esperti presenti in sala, qualcuno si è camuffato nel frattempo, cerca di passare per turista, ma è qua anche nelle prime file, quindi ste Cassandre e pandemia, guerre sulla porta dell'Europa, catene di approvvigionamento interrotte, dinamica dei prezzi delle materie prime imprevedibili. Serve capacità di reazione. Dovrebbe servire capacità di reazione da parte di un sistema di gestione, di strumenti che devono mettere in condizione di lavorare per lo sviluppo, in grado di adattarsi a questi contesti qui. Elemento ulteriore che consegno alla nostra platea. Ripeto, dobbiamo avere questa consapevolezza. Non sto richiamando questi aspetti per negatività o per critica, figuriamoci, insomma, ma per consapevolezza. Dobbiamo sapere che o riusciamo a fare questo o corriamo il rischio di contribuire alla vanificazione di strumenti che sono pensati per stimolare, per aiutare, per sostenere percorsi di sviluppo che guardano al futuro. I lavori della giornata, li avete visti nel programma, sono stati pensati in modo tale da passare da questi flash che io mi sono permesso di buttare lì e in maniera anche un po' molto sommaria, quindi assolutamente imprecisi, entrare progressivamente proprio negli aspetti che, diciamo così, a livello nazionale e necessariamente quindi regionale, costituiscono il cuore, lo scheletro, l'organismo del cosiddetto, vi ricordate, parole della Commissione, sancite nei regolamenti, il cosiddetto New Delivery Model. Ok? Questo per me è sempre molto suggestivo richiamarlo. Però siamo al dunque, adesso dobbiamo mettere a terra, come qualcuno dice sempre, questo sistema. È già cominciato il processo, è una costruzione, progettazione un po' simultanea in alcune fasi. Oggi speriamo di fornire e di aver modo e spazio di ragionare insieme attorno, con un po' di calma, attorno a ai nuclei che costituiscono il sistema. Io mi fermo qua, ho già rubato troppo tempo, ringrazio i relatori che ci condurranno in questa interessante mattinata. Grazie dottor Contarin, grazie anche e soprattutto per la grande quantità di spunti e anche per lasciarci il primo elemento su cui chiamiamo un po' a ragionare Alessandro Monteleone come coordinatore della rete rurale nazionale, che è quello della sfida della governance. Dalle parole del dottor Contarin, diciamo, mi verrebbe di introdurre questo tema con una battuta. Non è ancora un'opportunità mancata la governance, potrebbe diventarlo se non raccogliamo la sfida, ma come raccoglierla questa sfida?
Allora, tra questa domanda e le numerose sfide che ha lanciato Franco, cercherò di trovare un equilibrio in una presentazione che non è semplice, perché diciamo, come dicevo arrivando a Franco, cercherò anche di essere poco politically correct, nel senso che ci sono una serie di cose su cui probabilmente non abbiamo discusso abbastanza. Io colgo l'occasione e ringrazio ovviamente la Regione, Franco, Contarin, Maria Berletti, diciamo, di questo invito, perché diciamo, non è soltanto un'occasione in cui io vi posso raccontare delle cose, ma è anche un'occasione per apprendere, no? Perché diciamo, io credo che diciamo, una delle opportunità che forse non abbiamo colto appieno in questa fase è quella di avere degli strumenti di apprendimento comune che in un contesto comune dobbiamo cercare di mettere al sistema maggiormente, e questo credo che è una delle cose importanti su cui ragionare. Io diciamo, cercherò molto di usare il noi, no? Nelle cose che dirò oggi, perché secondo me appunto molte delle cose che abbiamo fatto e non abbiamo fatto sono, come dire, anche una responsabilità comune, o comunque sicuramente in tutte le cose ci sono dei soggetti che hanno una responsabilità principale per ruolo, diciamo, nel sistema delle regole attuali, però diciamo, evidentemente diciamo, anche l'usciere, no, ha in un sistema organizzativo una sua responsabilità nel portare avanti delle cose, quindi dobbiamo ragionare in questi termini. E una cosa che sottolineo, diciamo, della presentazione di Franco, che io ho spinto enormemente quando abbiamo costruito il piano strategico della PAC, è a differenza di quello che sta scritto sul regolamento, dove appunto si parla di piano strategico nazionale, di togliere, diciamo, l'accezione nazionale, perché questo è un piano strategico della PAC dove ci sono gli interventi nazionali e regionali uniti insieme. È chiaro che diciamo, siamo una nazione in ogni caso, e quindi però era un segnale, no? Diciamo, importante che dovevamo far passare, diciamo, non era qualcosa del Ministero e non delle regioni. Per questo anche un po' diciamo, quella direzione. Riparto anch'io, ma non perché l'avessi programmato, diciamo, dall'inizio, no? Dalla proposta della Commissione, e anche qui forse un'opportunità mancata, però diciamo, lo dico anche qui non per polemica, ma nella direzione dell'investimento a cui faceva riferimento Franco, perché come molti di voi sanno, ai noi, diciamo, in parte si inizia già a pensare alla prossima programmazione, quindi dobbiamo usare anche le difficoltà di questa programmazione per iniziare a pensare, diciamo, come quello che stiamo facendo oggi diventa un investimento per domani e come ci possiamo collocare meglio domani. E diciamo, dal mio punto di vista lì il problema per cui poi la Commissione ci ha restituito questo, che non si confà per niente al contesto nazionale italiano, è il fatto che noi ci siamo presentati al negoziato della Commissione soltanto col piano A. Io questa cosa con Franco ne abbiamo parlato anche altre volte, cioè il nostro piano Italia regioni, quindi sia Masaf che le regioni, era uno solo: mantenere lo status quo di ieri, cioè mantenere i programmi di sviluppo rurale così com'erano. E siamo stati anche illusi in parte, diciamo, in particolare secondo me dalla parte parlamentare europea, che questo fosse un percorso fattibile. In realtà su questo la Commissione non ha mai aperto realmente, e noi non avevamo il piano B. Noi non avevamo il piano B, non abbiamo mai presentato sul tavolo della discussione una proposta alternativa, che a mio avviso c'era, e diciamo, in parte abbiamo percorso, no, con l'idea dei complementi di sviluppo rurale. Noi dovevamo puntare a una strategia nazionale che fosse più strategia, non piano, perché questo è un programma quasi, no? Non è, con un po' l'idea del vecchio framework tedesco, e avere dei complementi di sviluppo rurale più liberi e più autonomi in qualche maniera. Ma noi queste proposte a Bruxelles non le abbiamo mai fatte. Non so se, diciamo, il prossimo periodo di programmazione
perché ancora non c'è una proposta dove possiamo spingere, però credo che qualcosa in quella direzione dobbiamo sicuramente recuperarlo in vista del prossimo periodo di programmazione. E dirò cose di questo genere, no? Tra novità e mantenimento status quo, le opportunità, la complessità, le soluzioni possibili, e dobbiamo cercare di uscire da alibi reciproci. Non ci perdo molto tempo su quella slide. Le novità principali, giusto per provare a dare un po' di organizzazione alle cose che dirò e di schema logico. Ovviamente, diciamo, partiamo da quello di cui abbiamo in parte già discusso, l'organizzazione e programmazione tra piano strategico della PAC e complementi di sviluppo rurale. Qui ovviamente uno degli elementi su cui siamo finiti intrappolati dalle regole del gioco e dalle commissioni e dalle nostre scelte è il fatto che di fatto appunto noi ci immaginavamo una strategia, un piano strategico della PAC che definisse il contesto e poi i complementi più liberi, no? In realtà poi la Commissione e anche le nostre scelte hanno portato a scrivere di fatto tutto nel PSP, quindi sia a livello nazionale che a livello regionale, un po' perché ce l'ha chiesto la Commissione, un po' perché lo abbiamo voluto noi, non è che diciamo la Commissione, poi diciamo, nel gioco delle parti siamo arrivati a scrivere il PSP in questa forma, però la Commissione aveva aperto anche ai range, alle griglie, no? La possibilità di utilizzare uno schema diverso. Poi diciamo, noi diciamo, salvaguardando diciamo, le caratteristiche istituzionali del nostro Paese abbiamo scelto di seguire questa via convinti di avere più flessibilità. In realtà poi ci siamo ritrovati intrappolati perché ogni virgola che dobbiamo cambiare nelle schede di intervento richiede tutto il percorso che conoscete perfettamente, e i complementi di sviluppo rurale che ovviamente hanno un valore a mio avviso politico anche in questa fase, però diciamo, rimangono diciamo, un estratto del PSP di fatto, no? Quindi con alcune informazioni in più, però diciamo, rimangono un estratto del PSP e non hanno un'autonomia se non dopo la modifica del PSP, cioè nel senso che lo possiamo modificare quanto vogliamo, ma quella modifica non è valida fin quando non è recepita dal PSP, e quindi questo è diciamo, uno degli elementi di cui dobbiamo tener conto. L'altro appunto diciamo, lo evidenziava già Franco, il New Delivery Model, poi ci tornerò su questo. Però poi il New Delivery Model sostanzialmente, al di là delle questioni di governance, diventa diciamo, uno degli elementi che appunto la Commissione ha presentato come semplificatorio. In realtà ci siamo ritrovati a confrontarci con diciamo, questa miriade di PLUA, questa articolazione per milestone, target, diciamo, che è teoricamente diciamo, condivisibile, però poi praticamente molto più complessa di quello che ci aspettavamo. Sicuramente diciamo, siamo riusciti a gestirla abbastanza bene, anche se con grandi difficoltà in fase di programmazione. Bisogna riuscire a capire quali sono gli impatti sulla parte di attuazione. Ovviamente strettamente legata al New Delivery Model c'è tutta la componente Annual Performance Review e le sue relazioni con il sistema di monitoraggio, ma poi su alcune cose ci torno più approfonditamente dopo. E ovviamente diciamo, in una logica secondo me diciamo, che un po' contrasta, almeno dal mio punto di vista, con l'Annual Performance Review, no? L'Annual Performance Review è la fotografia, no? Il monitoraggio è quello che abbiamo fatto. Dal mio punto di vista le politiche servono per raggiungere degli obiettivi, quindi per avere dei target ben definiti anche a livello regionale, quindi lo strumento principale che abbiamo per capire dove andiamo è la valutazione nazionale, regionale, e anche di questo discuterò un pochino meglio dopo. Gli attori sono diversi, appunto la Commissione europea, non ci voglio perdere troppo tempo sulla
sulla Commissione europea, però è chiaro, diciamo, che e senza voler scaricare sulla Commissione le responsabilità ovviamente di quello che è chiaro che questo disegno lo ha voluto fortemente la Commissione per semplificare il quadro. In realtà non so nemmeno se il quadro si è semplificato anche per loro, perché diciamo, mentre prima, no, avevano un'organizzazione interna, parlo quantomeno dell'Unità Italia, con i diversi contact point regionali, con la capacità di dialogare e costruire un percorso con le singole regioni, oggi loro stessi si trovano a doversi confrontare con un piano rilevante senza poter gestire le relazioni anche tematicamente, né, diciamo, questo ne faccio una critica alla Commissione, appunto sono poco politica corretta, né, diciamo, la Commissione sta cercando un'organizzazione alternativa e sta cercando di proporre all'Italia, che evidentemente in questa situazione è, diciamo, in una difficoltà di gestire questa governance, una modalità diversa di lavoro. Io l'altro giorno c'era anche Franco al comitato di sorveglianza della rete, poi il giorno dopo abbiamo fatto l'incontro annuale, ci hanno un po' fatto il pistolotto, però, diciamo, non in maniera costruttiva, eppure, diciamo, alla fine invece bisogna provare a costruire, anche loro a darci degli strumenti. Poi abbiamo autorità di gestione nazionale e regionali. Qui evidentemente poi ritornerò, diciamo, invece sugli strumenti, no, di regolazione di queste cose. È chiaro, una cosa che ci tengo a dire è che per quanto le responsabilità siano diverse evidentemente nei diversi ruoli, secondo me dobbiamo ragionare in termini di responsabilità condivisa. Cito ad esempio il tema della selezione dei GAL a cui faceva riferimento Franco. È chiaro che la responsabilità ce l'hanno le autorità di gestione regionali, no? Perché, diciamo, è un pezzo dell'intervento regionale che è, come dire, delegato del PSP all'attuazione regionale. Però è anche chiaro che se c'è un'autorità di gestione che non fa la selezione in tempo utile, diciamo, l'autorità di gestione nazionale, no, ha delegato le responsabilità, quindi non può far finta di niente e darsi l'alibi, no, non ha fatto la regione X, l'autorità di gestione X e quindi non è colpa mia. Cioè, è la strategia complessiva che ne consente, e ribaltando, diciamo, se il livello nazionale, no, non fa l'APR, diciamo, lo paghiamo tutti quanti, perché, diciamo, i pagamenti si bloccano a tutti quanti, quindi non possiamo aspettare e dire la responsabilità dell'APR è dell'AGEA e dell'autorità di gestione nazionale. Dobbiamo essere evidentemente attori che dividono le responsabilità, ognuno per il proprio ruolo, però che dividono le responsabilità. AGEA Coordinamento ha un ruolo fondamentale in questo, e ovviamente anche qui sono cambiati gli assetti anche interni dentro AGEA, e probabilmente bisogna anche con gli organismi pagatori regionali trovare una nuova quadra, perché quello che a me ritorna è, diciamo, sicuramente come da ruolo un tentativo, un forte coordinamento con gli organismi pagatori, ma una maggiore difficoltà invece di interazione con le autorità di gestione, sia a livello nazionale che a livello regionale, che, diciamo, a cui non si può non guardare, perché anche qui le cose si sono costruite insieme, e le responsabilità del pagatore di, come dire, fare delle attività, però poi la parte di programmazione e di attuazione rimane in capo a livello regionale. Ho aggiunto anche la rete, diciamo, mi sento parte del sistema, mi sento, non Alessandro Monteleone ovviamente, diciamo, i vari soggetti che lavorano dentro la rete rurale nazionale, perché comunque diciamo, è un qualcosa che è costruito a supporto della PAC e diciamo, almeno nello spirito con cui ho portato avanti le attività in questi anni,
di supporto, di non metterci né diciamo, sul livello nazionale né sul livello regionale, ma cercare di dare degli strumenti e delle soluzioni a quello che sono le difficoltà che incontriamo. Rivado diciamo, ai 3 livelli che ho tracciato prima, no? Dopo aver visto gli attori: governance della programmazione e attuazione, monitoraggio e valutazione. Allora, qui appunto diciamo, dobbiamo lavorare, come diceva Franco, abbiamo formalizzato soltanto il livello PSP, abbiamo messo sul tavolo alcune cose che poi alla fine non si sono mai realmente concretizzate, però come dire, aleggiano, no? In qualche maniera esistono, però diciamo, non le abbiamo concretizzate. La cabina di regia, il coordinamento delle autorità di gestione, cioè, sono 2 cose fondamentali, che non possiamo pensare che si riuniscono 2 volte l'anno o diciamo spot quando c'è da discutere il piano di valutazione del PSP. Cioè, sono secondo me degli organismi su cui non mi sembra, devo dire, non capisco perché non si formalizzano, perché non mi sembra che ci siano soggetti contrari, no? Però si devono formalizzare e dare delle regole di lavoro, no? Appunto la riunione mensile, settimanale, trimestrale, diciamo, però uno deve avere certezza di alcune cose, e su questo ad esempio dico delle cose anche molto banali, molto, molto terra da persona che appunto lavorando sulla rete, una cosa che deve fare rete, tiene molto agli aspetti relazionali. Cioè, io una cosa che non riesco a comprendere è perché oramai lavoriamo soltanto da remoto. Cioè un valore, perché capisco che venire tutte le settimane a Roma, 2 giorni a Roma, è un vantaggio sia sul bilancio delle istituzioni che sulla nostra vita privata, però pensare che noi non ci vediamo più, non abbiamo più un contatto relazionale umano, diciamo, tra i colleghi della cabina di regia, tra chi diciamo, è una perdita, anche perché dentro le istituzioni i soggetti cambiano e ci sono alcune persone che sono nel sistema da diversi anni, con cui abbiamo abitudine di relazione, abitudine anche di, dopo la riunione, prendere il telefono e scambiarsi delle battute. Ci sono delle persone, vi sarà capitato a tutti voi, nelle riunioni silenti, che rappresentano altre regioni e che non sappiamo chi sono e che non prenderemo mai né il telefono né ci parleremo mai. Ieri, quando si facevano delle riunioni con regolarità e diciamo alcune, io non dico tutte devono essere soltanto, però c'era qualcosa dopo, no? Che poteva essere il pranzo, che poteva essere la chiacchiera alla fine della riunione, che costruiva una relazione e ci consentiva di avere un apprendimento reciproco sui diversi aspetti. Questo ad esempio incide secondo me anche sulla parte modifiche del PSP, no? Banalmente, ma se vogliamo anche sulla parte programmazione ieri. Cioè noi abbiamo perso l'opportunità di apprendere reciprocamente dico, le regioni più brave o diciamo, anche apprendere cose a cui noi non avevamo pensato, perché poi alla fine abbiamo preso no, e scarichiamo, no, le nostre schede di intervento in una maniera diciamo, unidirezionale dalla regione al ministero, il ministero fa il commento alla regione, però diciamo, abbiamo perso l'occasione di avere un quadro comune dove attingere insieme, e questa cosa qua si fa soltanto, secondo me, diciamo, se si lavora anche un po' più in contatto
diretto e ovviamente per fare questo secondo me servono dei contact point nazionali un po' più certi. Ci sono delle cose che sono già esistenti, no? Abbiamo due cose che sono esistenti: un ufficio sviluppo rurale che fa, no, da contact point, che raccoglie, no, tutte le modifiche, e l'altro è i referenti della rete che hanno seguito le singole misure. Questi sono i contact point che abbiamo. In realtà, secondo me, in divenire dobbiamo ragionare meglio su altri due livelli. Uno che è normato dalla riorganizzazione del Ministero. Per chi non lo sapesse, sotto l'autorità di gestione nazionale sono previsti due uffici che dovrebbero supportare l'autorità di gestione nazionale nel percorso di coordinamento, quindi forse a gestire la cabina di regia, a gestire il coordinamento con l'autorità di gestione, a gestire una serie di altri rapporti. E quelli mancano. Io mi auguro che arrivino presto, però quelli mancano, perché è chiaro che, diciamo, pensare che appunto il capo dipartimento, che è l'autorità di gestione nazionale, diciamo, da solo possa svolgere tutte le funzioni che sono in capo all'ADG, diciamo, è complessa. Però secondo me, qui, diciamo, altrettanto lo dico senza, l'ho detto tante volte ai colleghi del Ministero, lo dico anche qua, secondo me un'organizzazione a specchio con quello che era l'organizzazione della Commissione bisogna pensarla. Pensare che a livello nazionale ci sia Alessandro Monteleone, che è il contact point del Veneto, della Puglia e del Molise, è importante perché crea, diciamo, una competenza da parte di Alessandro Monteleone di quel programma, dei problemi di quel programma, di tutte le cose che emergono, che possono essere rimesse a sistema come faceva ieri la Commissione, cioè i vari referenti regionali poi confluivano su Colleluori, su Bush, che mettevano insieme le problematiche e trovavano e gestivano una soluzione, ma poi Alessandro parlava con Franco direttamente e questo lo dobbiamo fare a livello nazionale, perché io quello che vedo è che appunto questi due punti di contatto attuali, diciamo, non è chiaro a chi bisogna riferirsi, per cui arrivano le domande o le richieste o i chiarimenti da 200 punti diversi, e anche metterle in fila e anche avere certezza che la risposta è univoca, no? Noi non possiamo fare confusione e dare 3 risposte diverse, è fondamentale. Ovviamente un po' di queste cose le abbiamo risolte con le linee guida, le chiamo linee guida e dintorni, no? Cioè, noi in particolare come rete abbiamo fatto, no, diversi documenti di lavoro con lo spirito di semplificare, di aiutare, di trovare delle soluzioni. Pure su questo ci serve però un po' di aiuto in più, secondo me, anche dalla parte regionale. Cito il documento sulla quantificazione dei premi, quello è stato fatto con lo spirito di risolvere un problema, no? Di evitare 21 certificazioni regionali, no? Di fare un po' da cappello, di arrivare al livello più alto e stare tutti dentro. È chiaro che, diciamo, aveva delle imperfezioni, ma vi posso assicurare, io peraltro che non ci lavoravo direttamente perché avevo delegato dei colleghi a lavorarci, che è stata una cosa infernale, perché ogni regione voleva la sua dentro quel documento, e questo, cioè, non è il modo per costruire cose comuni, per costruire cose che semplificano, cioè da qualche parte bisogna comunque. Però anche qui ritorno al lavoro comune, cioè io sono cresciuto lavorando in particolare su alcuni temi con le regioni a tavolino, cioè noi facevamo le riunioni, 4, 5, 6 regioni con la rete, con il referente ministeriale, chiusi in una stanza a lavorare 6 ore su un documento comune che poi diventava comune. Adesso questa cosa è sempre più complicata, c'è una distanza, no? Ma non soltanto fisica in questo caso, anche chi fa cosa, no? Quasi una demarcazione, come se delle cose non si potessero fare più insieme.
L'ho infilato qui perché è un elemento importante, diciamo, che dobbiamo mettere a sistema, è il coordinamento dell'ACHIS. Anche qui abbiamo sulla carta scritto che il Ministero è il coordination body, però adesso ultimamente è circolato un documento per favorire il coordinamento dell'ACHIS, però diciamo, dobbiamo finalizzare questa cosa. Monitoraggio, no, dico anche qualcosa sul comunicato di monitoraggio, perché anche qui, diciamo, proprio per cercare di gestire le complessità, in realtà delle soluzioni le abbiamo trovate, perché abbiamo nel regolamento del Comitato di Monitoraggio Nazionale definito che, diciamo, quello che è assunto nei comitati di monitoraggio regionale, che ha valore solo regionale, vale, no, come decisione assunta, altrimenti tutte quelle modifiche le avremmo dovute tutte sottoporre al Comitato di Monitoraggio Nazionale, sarebbe stata, diciamo, una cosa non efficace. APR. L'APR appunto, qui vado adempimento o investimento, cioè attenzione a farne un adempimento soltanto, perché appunto ieri durante l'incontro, c'è stato un incontro sulla valutazione, un collega di un'altra regione ha detto la responsabilità dell'APR è del MASAF, il MASAF deve con AGEA raccogliere i dati, deve fare le tabelle di qua e di là, però quello è l'adempimento, cioè l'APR o le vecchie relazioni annuali di esecuzioni ci insegnavano anche qualcosa e ci davano degli allarmi sull'anno successivo. Noi adesso abbiamo impostato 2 settimane fa questa raccolta di dati procedurali su cui possiamo discutere, ci stiamo rendendo conto che, diciamo, non basta dire, diciamo, quest'anno spesa zero perché tanto non era previsto, perché se quest'anno io non ho fatto il bando è spesa zero l'anno prossimo, è target zero l'anno prossimo, e quindi delle cose non basta metterci la tabellina, le dobbiamo conoscere, ripeto, insieme, perché poi questa cosa diventa fondamentale. Così come diventa fondamentale, appunto, qui monitoraggio procedurale, definire bene le questioni relative alla raccolta dati, perché non possiamo fare le richieste estemporanee, no? Noi è un anno che spingiamo perché nei sistemi informativi del sistema di monitoraggio nazionale ci siano anche le informazioni procedurali, e siamo arrivati alla fine che abbiamo dovuto mandare le tabelle perché questa cosa qua non è stata costruita, però pure queste si costruiscono insieme, cioè dobbiamo trovare il modo di entrare in una condivisione comune. Condivisione, trasmissione dati, valorizzazione dati, salto perché stiamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, forse avrei altre cose da dire, però diciamo non così fondamentali. Valutazione, anche qui, diciamo, il sistema degli adempimenti è molto chiaro, la valutazione fa capo all'autorità di gestione nazionale e deve valutare il PSP in tutte le sue forme, quindi livello nazionale e livello regionale, questo è chiaro, e diciamo, nell'ipotesi di lavoro attuale appunto c'è l'autorità di gestione nazionale che si farà carico di fare delle gare, una gara, più gare, per valutare il PSP nel suo complesso. Ora il tema è, diciamo, quale rapporto con le valutazioni regionali. Seguendo un po' l'indicazione che viene dalla maggior parte delle regioni, direi che anche se su base volontaria non obbligatoria, quasi tutte le regioni vogliono portare avanti le valutazioni regionali. Qui ovviamente il tema principale che è, diciamo, sul tavolo di discussione in questo momento è come raccordarle, no? Io credo che devono essere degli strumenti indipendenti, ma che devono trovare delle forme di raccordo per evitare il disturbo statistico alle persone a cui andiamo a chiedere informazioni e via dicendo, ma anche scogliere delle opportunità di approfondire meglio delle cose, e su questo è fondamentale il coordinamento. Ritorno, teoricamente in quella proposta che il Ministero condivise con delle slide
è previsto un comitato di indirizzo della valutazione, però anche qui se tutti lo condividono poi va costituito e vanno individuate le persone e vanno messe a lavorare in quella stanza comune per 2 ore, 3 ore, no? A decidere delle cose. Così come, ma adesso non ricordo se nel passato voi avete lavorato con steering group di governo della valutazione o meno, secondo noi è importante, diciamo, ai fini di impostarla meglio, non delegarla semplicemente ai responsabili degli uffici, ma di avere un gruppo allargato che discute di come impostare la valutazione, come raccogliere i dati, come valorizzare le attività del valutatore. Però appunto la valutazione, appunto prima nella premessa ho detto, è, diciamo, lo strumento fondamentale per capire quanto siamo capaci di raggiungere veramente gli obiettivi che ci siamo dati, e su questo personalmente continuerei a investirci. Sono contento che appunto superando l'adempimento, perché non è obbligatoria per le regioni, la maggior parte delle regioni la vedano come uno strumento ancora utile. Io, diciamo, ho finito, mi riguardo velocemente il quadernino dove mi era appuntato le cose. No, basta, ho finito. Poi ovviamente. Grazie. Allora, chiederei a Beatrice Camaioni di venire qui al tavolo per la sua presentazione, perché vi chiederei anche di restare un po' nei tempi, perché siamo un po' in ritardo, siamo partiti un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Il prossimo intervento ovviamente scende un po' in verticale su una delle cose che è stata poi citata alla fine, cioè il passaggio anche dalla governance e dal modello di governance all'attuazione, e quindi il modello di attuazione. Grazie. Prego. Posso avere il cambio slide? Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Beatrice Camaioni Crea, soprattutto Rete Rurale Nazionale. E grazie dell'invito a Maria Berletti e a Franco Contarin. Quello che cercherò di presentarvi, anche scendendo quel poco nel tecnico, ma per farvi capire un po' la logica, ovvero lo strumento che ha messo in piedi la Commissione per rispondere a questa novità che ha voluto fortemente appunto la Commissione proprio nella prima proposta di regolamento, e che ha mantenuto fino alla fine anche qui fermo nelle loro posizioni, di cercare di staccarsi da un sistema, di una politica che era molto basata sui, diciamo, controlli amministrativi, però poi vediamo che quelli permangono ovviamente, ma non per natura, come dire, non per legge da regolamento europeo, ma per ovvie norme nazionali. E ci chiede di cercare di pensare e di programmare in termini di risultati. Questo ha implicato, lo vedremo brevemente, un sistema che ci dice che l'ADG, l'autorità di gestione, dovrebbe strutturare la propria, diciamo, spesa sul suo territorio in ragione dei risultati che vuole raggiungere, risultati che nell'architettura di programmazione ovviamente risponde ai fabbisogni, in un contesto però di lettura comune, cioè la PAC ha bisogno di, come dire, di essere letta insieme in Europa, e nasce in un contesto, sapete bene che c'è questa pressione alla riduzione del bilancio sulla spesa sui fondi agricoli, in cui la Commissione, diciamo, ci ha tenuto tantissimo a mettere una serie di indicatori che potessero rappresentare al mondo quante cose fa la PAC. Quindi è in questo contesto così culturale che si innesca questo New Delivery Model. Quindi adesso, per darvi un'idea, perché alcuni nomini sono nuovi, ma poi cercherò di darvi, come dire, la sintesi, il succo di quello che vuole dire. Allora, sapete che appunto le 3 novità di questa PAC sono che abbiamo un unico programma nazionale e abbiamo soprattutto un'unica architettura programmatoria che mette insieme sia i pagamenti diretti che l'OCM sullo sviluppo rurale. E non è una banalità questa. È stato, come dire, uno degli elementi che ha reso complesso anche la fase di programmazione. E poi abbiamo questo nuovo modello d'attuazione.
Allora, che cos'è? È un sistema di governance. Io però ci ho messo l'articolo, perché se noi andiamo a leggere l'articolo, poi in realtà questo articolo qui ci parla di sistemi informativi e dati. E APR ci richiama ulteriori articoli, ma il succo sta lì. Ci sta dicendo dovete contare. Quello ci dice. Quindi è un sistema di regole e di procedure, quindi e di persone che le fanno funzionare, che mette insieme un sistema che misura l'efficacia dell'attuazione. E mi soffermo su queste due parole. L'efficacia è la capacità di raggiungere un obiettivo, e nel sistema, e chi è esperto di monitoraggio sa benissimo che obiettivo uguale risultato, agganciato. E misura l'efficacia dell'attuazione, cioè della capacità della pubblica amministrazione di raggiungere quel risultato. Non ti sta dicendo quando sei bravo a raggiungere quel risultato, quello ce lo dice la valutazione. Ci dice, come dire, rispetto alle esigenze del territorio, se abbiamo risposto bene o male, se potremmo fare meglio. Quindi stiamo misurando una cosa ben determinata, non, come dire, non altro, non ha di fatto un obiettivo così ampio. Come facciamo a misurare? Abbiamo questi indicatori che ovviamente, vi dicevo, sono indicatori comuni, sono gli stessi che usano in Danimarca, in Svezia, in Spagna. Devono essere comuni per una questione di aggregabilità. Per cui questi sono gli strumenti che ci hanno dato, sono tutti belli messi nel regolamento e quindi il programmatore cerca di gestire queste informazioni nell'ambito della decisione di quello che fa. Allora, questa è una slide fondamentale, io mi concentro solo sulla figura. Sopra c'è il pezzo di regolamento che ci dice che cosa fa questo sistema. Questo sistema incide sulla valutazione, incide sul monitoraggio dei progressi dei target e ritorna a questi indicatori di risultato e ci dà un'idea di che cosa facciamo con gli interventi. Però vi soffermo su questa figura che è della rete rurale europea, che ci racconta sia in realtà la possiamo leggere sia in termini di programmazione sia in termini di attuazione, di lettura finale. Allora, è dalla sintesi di chi ha pensato al New Delivery di Moda e della filosofia che ci aveva sotto. Per cui, come vedete, c'è l'obiettivo, che cosa vorrei fare, che cosa vorrei raggiungere, però attenzione, in generale. Quindi determino quali sono, la lettura di questi risultati chiave dentro al quadro comune, fisso il mio target finale, che cosa voglio fare a fine programmazione, e poi decido, quello al centro, gli interventi che mi consentono di raggiungere quel target. Vedete sotto una cosa che in realtà non è successa anche per ragioni di tempistiche, cioè di solito le autorità di gestione tendono a guardare gli interventi e una volta stabilito qual è il fabbisogno sul territorio dell'intervento, a leggere il target e non viceversa. Solo per avere una visione da qui a 10 minuti, il target in un piano unico nazionale è nazionale, non è regionale. Quindi questo sistema, pensato inizialmente come con questi indicatori, come se fossero dei driver che consentono di organizzare la programmazione, in realtà diventa, è molto scollegato rispetto a un sistema regionale, perché il target è nazionale. Quindi era difficile, è un'arma un po' spuntata in uno Stato regionalizzato. Di conseguenza noi tutti gli anni andremo a contare dove siamo arrivati. Perché adesso arriviamo alla seconda novità, che tutto questo sistema, essendo un sistema di misurazione dell'efficacia dell'attuazione, ci ha in qualche maniera costretto a programmare per anno. Vedremo che avremo degli indicatori di risultato con un valore e vedremo che noi abbiamo questo valore per ogni singolo anno, perché stiamo misurando l'efficacia dell'attuazione. Quindi andiamo a misurare ogni anno che cosa abbiamo combinato. Quali sono gli strumenti che la Commissione usa appunto per misurare? Allora, efficacia dell'attuazione, come vi dicevo prima, significa performance, quindi l'accorcio perché rende di più. E noi abbiamo 3 livelli di performance in questa, 3 procedure, mettiamola così, di performance.
quella che si chiama clearance, che va a guardare la performance della spesa, quella che si chiama performance review, e quindi va un po' a guardare il conseguimento dei risultati o del milestone annuale, e vi dicevo è un numero dato come sintesi di n interventi dentro la regione, con la somma di tutte le regioni rispetto a un unico numerino nazionale però. E poi abbiamo la performance della politica e quindi collegate ai processi di valutazione. Tutti questi processi hanno come strumento di misurazione questi indicatori che sono di output, di risultato e di impatto. Ok. Per capire un po' più praticamente di cosa parliamo, allora sulla verifica, sulla performance clearance, quindi la performance della spesa, in realtà non è un confronto tra indicatori di output, per capirci gli ettari che ho previsto di pagare rispetto agli ettari che ho pagato. È un confronto tra la spesa diviso l'output ed è il confronto anche qui tra pianificato e realizzato, anno per anno, singolo importo unitario per singolo importo unitario. Poi dopo vediamo anche qui che cos'è, che così ci togliamo. In realtà è molto più semplice, sono solo parole nuove, però per capire che cos'è, per fare un po' di formazione, mettiamola così. Il secondo step di performance, anche questo avviene tutti gli anni, ma su 2 anni abbiamo delle potenziali conseguenze lontane, ma sono potenziali conseguenze finanziarie, il non raggiungimento. È un confronto tra il valore dell'indicatore di risultato tra programmato e sempre realizzato. E infine la valutazione della coerenza del programma. Per capire adesso questa macchinetta che hanno messo in piedi bisogna tener presente che il mondo è semplice, cioè nel senso che questo sistema è molto simile ai sistemi precedenti. Per cui ho una logica di un intervento che ovviamente sta lì perché sono stati letti dei fabbisogni, vengono rappresentati rispetto all'attuazione con dei risultati di cui faccio una previsione e poi vado a vedere che con quello che spendo se ho realizzato, che tiene conto appunto anche degli obiettivi specifici dell'intervento, per cui tecnicamente la regione o lo Stato, perché alcuni interventi dentro al piano PAC hanno natura nazionale, ci sono i pagamenti diretti, gli ecoschemi, le OCM, però di fatto l'idea è che attuo un intervento, questo intervento produce una spesa che mi produrrà un output che a sua volta mi produrrà un risultato. Certo che ve la banalizzo, chi sta ai servizi di monitoraggio e valutazione sa benissimo che la contabilizzazione di un indicatore di output, benché magari sono ettari, non è uguale a quella della contabilizzazione di un risultato, ci sono delle regole, però l'idea questa rimane che è quella di sempre. Muovo degli interventi, però vedete io vi concentro sul risultato numero 2 per farvi capire come 2 interventi muovono il medesimo indicatore di risultato. Adesso questo meccanismo ve lo dovete immaginare a livello nazionale, cioè dentro l'intervento X probabilmente io ho 21 regioni, dentro l'intervento Y ce n'ho 15. Quindi leggere l'efficacia dell'attuazione a livello nazionale la potete intuire quando possa essere complesso, capire che cosa si sta muovendo e verso dove. Questa la lascio ma non la commento, è la base legale per farvi vedere quante cose bisogna tenere in considerazione e soprattutto il fatto che è così importante questa contabilità in termini di indicatori che addirittura ci hanno fatto un regolamento su come e quando possiamo e dobbiamo contare. Per cui, e per per entrare un pochino dentro la clearance, bisogna tornare a capire che cosa c'è nel programma, che cosa c'è nel programma nazionale e che cosa poi il CSR, estrae per garantire l'attuazione. Allora, noi quando pianifichiamo un intervento, ricordandovi quello che avevo detto prima, io ho un risultato che è il frutto di n interventi, non solo regionali, proprio anche n interventi dentro la stessa regione, ad esempio. Ci fanno programmare l'allocazione finanziaria che rimane pur sempre indicativa, perché di fatto è una previsione di spesa che può essere sbagliata, non è un intervento può funzionare, non funzionare, può essere funzionare fin troppo bene, quindi
è indicativa. Abbiamo questi output e poi abbiamo gli importi unitari che di fatto rappresentano il valore medio. In attuazione tutto questo sistema garantisce la contabilità che riporta ai risultati. Poi abbiamo la novità dell'anno finanziario, per noi il 15 di ottobre è diventato il nuovo 31 dicembre sostanzialmente. Ed è una cosa abbastanza importante per quanto riguarda il sistema di previsione, ma anche il sistema di contabilizzazione della spesa, perché abbiamo un po', come dire, è difficile confrontare adesso vecchia e nuova programmazione. Dico che è difficile perché chi programma deve fare delle previsioni e quando fa le previsioni ovvio che va a vedere quello che è successo prima. Quindi sono tutti elementi di novità che hanno reso questo percorso non così banale, benché le cose sono molto simili a quello che si faceva prima. Sorvolo sul fatto che poi dentro gli interventi abbiamo anche le azioni, ma non fa niente. Come dire, sono tutti legami che bisogna, come dire, tenere insieme. Quando arrivo all'importo unitario, e mi ci soffermo 3 secondi magari sulla prossima slide, è un po' l'elemento di novità, perché ci hanno fatto programmare, ma è l'elemento di novità, ma è sacrosanto soprattutto per i pagatori, è sacrosanto questo importo unitario, perché è di fatto, mentre l'output mi dice che cosa sto pagando, sto pagando gli ettari, sto pagando progetti di investimento, l'importo unitario mi dà un'idea di quanto costa un'unità di output. Quindi se io prendo, questa credo che sia il biologico della Regione Veneto, questo è un'immagine di quello che troviamo nel PSP, pieni di tabelle, ma è come dire, un piccolo screenshot in cui ci sta dicendo qual è il premio di un ettaro a biologico di quelle colture messe lì nello schermo, che adesso forse qui le vedo meglio, esatto. Quindi vite, orticole, quello è l'importo unitario. Se io prendo una misura a superficie, quel numero rappresenta qual è il pagamento di quell'ettaro lì, è uniforme. Se prendessi una misura di investimento trovo quanto costa mediamente un progetto. Noi andiamo a clearance con questo numeretto, perché in attuazione la Regione Veneto, così come le altre regioni in Italia, produrranno una spesa a valere di quella linea di intervento e quindi non più a livello, come dire, del biologico in Veneto, a livello di singolo PRUA. Quindi è importante capire anche questo ha un impatto sull'organizzazione dei sistemi informativi che è enorme. Quindi avrò tutti i miei output e la mia spesa organizzata per queste lineette di bilancio. Queste lineette di bilancio verranno quindi con la spesa e con gli output, facciamo una bella divisione, il numero che viene fuori lo confrontiamo col realizzato. Di fatto la Commissione ci chiederà se avevi previsto di pagare 900 ettari per le orticole in Veneto, su quella riga lì, quella avrà un codice di budget importante. Quando faccio la spesa diviso gli ettari che hai pagato, vado a controllare che tu non abbia pagato più di 900 euro. Quello è il sistema, è abbastanza banale, però serve a fare quella che si chiama la performance della spesa, ma di fatto questa performance va a verificare, nel caso delle superfici, che tu non abbia pagato più di quanto previsto. Idem nei progetti ad investimento, però lì è medio, quindi mediamente ci dobbiamo beccare, è meno stringente di quando l'importo unitario è uniforme. E qui è tutto qui il processo di clearance. Qual è il controaltare? Cioè che succede se sbagliamo? Perché quello è quello che ci interessa. Allora, se sbagliamo, quindi abbiamo, come dire, ogni anno, noi durante la relazione annuale avremo queste belle tabelle dove ci sono tutti gli importi unitari di tutta Italia, stante che ogni importo unitario è totalmente indipendente. Ci sarà un sistema che permetterà il confronto, calcola la variazione e di fatto qual è? Se noi lo superiamo, dobbiamo fornire una giustificazione. Se questa giustificazione, se questa variazione è superiore del 50%, diciamo un'importante variazione positiva ovviamente, cioè quello che ho pagato mediamente si discosta molto da quello che ho programmato, questa giustificazione diventa obbligatoria. Poi adesso non vi annoio sul fatto che abbiamo dei paracaduti per le misure non superfici, ma fatto sta che
Se la giustificazione non è adeguata, e questo è il problema, che significa non è adeguata? Quindi stiamo ancora cercando di capire. Comunque è possibile una riduzione dei pagamenti, cioè la Commissione non rimborsa lo Stato membro e quindi la Regione che ha prodotto uno scostamento troppo elevato a fronte di una giustificazione non adeguata. Qui si cominciano a capire le prime criticità del New Delivery Model. Allora, è un sistema nuovo, è nuovo per noi e nuovo anche per la Commissione, quindi si sta costruendo un meccanismo dove è difficile che si arrivi a una riduzione dei pagamenti, ma certamente bisogna essere organizzati perché bisogna giustificare qualsiasi cosa, di fatto, perché anche la piccola variazione, la giustificazione è opzionale, però per la Commissione, se non ci diamo le regole del che significa opzionale, significa sempre, spesso. Questo è il problema. Passiamo alla seconda fase, che è la performance clearance, e la cosa importante che dovete sapere è questo sistema, cioè un intervento non ha un indicatore, ha n indicatori e ne ha n sulla base di quello che abbiamo scritto nel piano. Cioè se io faccio degli investimenti che hanno anche una componente di risposta ai fabbisogni ambientali e anche una componente di digitalizzazione, quello stesso investimento mi contribuisce anche all'ambiente, anche ai progetti per la competitività dell'impresa agricola, alla digitalizzazione, perché la lettura è: quanti progetti hai sulla digitalizzazione? Sono 100. Quanti progetti hai che ha favorito la competitività dell'impresa? Sono sempre quei 100 lì, ma è rispetto all'obiettivo che lo stiamo leggendo. Quanti progetti hai che producono un miglioramento da un punto di vista ambientale? Sono sempre quei 100 lì. Però quando si leggono gli indicatori di risultato non vanno spesso letti rispetto all'intervento, ma rispetto all'obiettivo che vogliono perseguire. Per cui, adesso riprendo il biologico perché è più facile. Qual è il punto? Che noi ci siamo a un certo punto nell'intervento, noi non programmiamo gli R, noi creiamo i legami. Diciamo, questo intervento produce questi indicatori di avrà un effetto su questi indicatori di risultato, ma non lo vediamo qual è l'indicatore di risultato, qual è il numeretto che dobbiamo conseguire. Sul PSP c'è solo la somma nazionale, cioè sul PSP ci sono tutti quegli importi unitari, quindi i premi che saranno pagati. Io non vedo l'output della Regione Abruzzo che in qualche maniera mi dà un'idea di come valorizzerò gli indicatori di risultato. Ho un bel totale nazionale in termini di output, in termini di spesa, quindi non so, della Regione non visualizzo quasi nulla nel documento del PSP, quindi 4.000 pagine, ma 4.000 pagine in cui le informazioni che ci servono per funzionare anche insieme non ci sono. E quindi mi devo costruire un sistema, anche questo proprio di gestione di informazioni fra di noi, che è un po' parallelo e vi tiene la contabilità a livello regionale, perché il sistema SPSP non me lo consente, mi fa vedere l'unico piano nazionale. So quello che viene pagato, quanto costa il progetto medio di una regione, quando viene pagato, che ne so, il biologico vite delle regioni che hanno quella cultura a pagamento sul biologico, ma non ho idea di quanti ettari penseranno di pagare, di quanti soldi ci hanno messo dal PSP. Certo che è un sistema interno per cui quella somma nazionale è la somma di N regioni che hanno fatto quella scelta. E comunque, come vi dicevo, io non vedo il legame con gli indicatori di risultato, ma non vedo gli indicatori di risultato. Quindi per capire che cosa fa una regione, al di là del sistema informativo, come dire, interno che occorre avere nel dialogare fra di noi, io devo andare ad aprire il CSR, perché altrimenti non ho idea di quando investo una regione su quell'intervento piuttosto che, tra virgolette, su quell'obiettivo. Questa la sorvolo perché andiamo a capire quindi qual è il legame con gli R. Allora, io vi ho preso, questa è una schermata che sta sul PSP, ho preso un indicatore che è R31, è l'indicatore preservare gli habitat, le specie per la biodiversità. Allora, quella è la lista degli interventi che vi contribuiscono, ve la racconto io un po' e ci dice
che a questo indicatore arrivano gli ecoschemi, 2 ecoschemi dei pagamenti diretti, poi arrivano una serie di interventi a superficie delle regioni, fino a SRA 15, tutto quello che comincia per SRA e finisce con SRA sono tutti interventi, però e lì c'è un numero che più o meno è quello che si pensa sarà pagato, ok? E poi c'ho anche le OCM, dove ovviamente, come vedete, mi dà il numero delle operazioni. Cioè, che cosa fa il sistema? Mi dice: questa è la lista degli interventi che dovrebbe contribuire al calcolo dell'indicatore di risultato. Adesso tu, Stato membro, considerate che dentro le SRA io ho N regioni, in una SRA può averne 10, l'altra SRA ce n'ha 21, l'altra SRA ce n'ha 15, quindi lì dentro devo andare a vedere di fatto quanto pensano di pagare anno per anno per poter capire qual è anno per anno il target, il valore di questo indicatore di risultato. Adesso qual è il punto? È che quindi oltre a fare questo calcolo, e quindi è fondamentale che ogni ADG faccia proprio una programmazione dell'attuazione. Per questo si chiama efficacia dell'attuazione. New Delivery Model sta per nuovo modello di attuazione. Ne consegue che chi ha la responsabilità di attuare un programma ha la responsabilità di gestire un cronoprogramma, perché le conseguenze sono per tutti. Poi certo che un intervento può funzionare o non funzionare, quindi però l'ho attuato e ne determino che posso fare di meglio, posso fare, come dire, però è quello che lo determina. Quindi io nel PSP, come vi dicevo, queste belle tabelle con tutti gli indicatori di risultato con un numeretto nazionale. Non esiste l'indicatore di risultato regionale, esiste l'indicatore di risultato nazionale che viene determinato dagli N interventi. Per cui quello che abbiamo prodotto a stima lo replicheremo in attuazione. Cioè ogni anno leggeremo che cosa hanno fatto le regioni, lo Stato membro, chiunque l'ADG di uno strumento e come il quadro si compone rispetto agli indicatori di risultato. La Commissione ha strutturato un processo per cui anche la banale modifica ci consente di fare, ecco, queste le notizie, sono tutti questi nomi tecnici, però abbiamo una procedura più facile per modificare il piano se non tocchiamo i target. Ma se tocchiamo i target dobbiamo modificare il piano, che è tutto un altro processo, molto più pesante, perché tutte le nostre modifiche devono essere appunto, le posso fare giustificandole rispetto al target. E quando io ho un target che è nazionale, quindi è frutto della sintesi di N regioni, capite bene che, come dire, è difficile poter dire questa cosa la posso fare o non la posso fare dentro una regione quando poi la modifica io la presento su un piano nazionale, quindi è di equilibrio nazionale che mi si crea la situazione. Ed è su questi valori anno per anno che io racconterò alla Commissione, quindi nella relazione annuale dell'efficacia dell'attuazione, cosa sto facendo e quali sono le criticità dell'attuazione. Non posso aspettare di aver, come dire, non conseguito un target per dire una criticità. Significa andare a guardare l'attuazione, quindi il processo che mi creerà l'anno prossimo, fra 2 anni, quel target lì, perché è un processo che sta sempre a verificare tra quello che tu pensavi di fare, efficacia dell'attuazione, e quello che stai facendo, che sta succedendo. Quando sei lontano, sei in un processo di modifica costante rispetto a questi target, che però, come vi dicevo, fosse solo la regione singola sarebbe anche, come dire, gestibile. La complessità di una sintesi nazionale è una grande sfida. Questa sfida, banalmente, bisogna solo non rimanerci incastrati, perché è molto facile questa situazione. Questa è una slide che per farvi solo vedere che i target, i valori target, così come i valori di milestone, che dipendono esclusivamente dallo sviluppo rurale, in realtà sono pochissimi. Quasi ci sono pochissimi indicatori di risultato che dipendono solo dallo sviluppo rurale.
pochissimi che dipendono solo dai pagamenti diretti e sono più che altro indicatori che vanno a guardare l'intervento più che gli interventi specifici più che lo strumento. Quasi tutti gli altri indicatori sono 40, ne abbiamo scelti 43 di 44, ma non è che li abbiamo scelti, è che c'è un sistema banale, vi faccio l'esempio, sulle misure a superficie, sul biologico c'erano 8 indicatori di risultato. In qualche maniera la Commissione ci ha fornito degli studi che ci ha dimostrato che se fai il biologico, quelli sono gli indicatori di risultato appropriati. Se nel piano è scritto che con i tuoi investimenti rispondi all'ambiente e fai l'energia, e ci devi mettere gli indicatori dell'ambiente e dell'energia. È proprio, come dire, causa-conseguenza in termini di coerenza. Per cui la sintesi delle scelte regionali e nazionali degli interventi che si attuano hanno portato a 43 indicatori di risultato, come vi dicevo, ma in un sistema in cui siamo tutti collegati con le OCM, quindi con tutti gli altri interventi. Che succede ogni 2 anni? Cioè, quindi, sui valori che noi conseguiamo nel 2024, che è adesso, il prossimo anno, quindi 15-10-2024 c'è la prima verifica, primo check-in, e la seconda ai valori del 15 di ottobre del 2026, poi noi l'APR la consegniamo l'anno successivo, quindi diciamo l'APR del 25 e del 27 prevalentemente, il 26 è un anno che serve a vedere, avete modificato qualcosa, vero? Quello serve a dire. C'è questa, appunto, nella relazione annuale di performance noi gli faremo questo racconto di dove stiamo andando rispetto a quando abbiamo programmato gli indicatori di risultato, ma 21 di questi 43 sono più importanti, mettiamola così, sono più importanti perché sono collegate alle conseguenze, ovvero se presento uno scostamento e quindi sto sotto, è evidente, superiore al 35%, la Commissione ci chiede il piano d'azione. Capite bene che in un sistema in cui quell'indicatore di risultato dipende dall'OCM, dai pagamenti diretti e da N regioni, bisogna trovarlo prima se stiamo lontani dallo scostamento, perché scrivere un piano d'azione su cosa? Sull'intervento? Sulla regione? È difficile. È difficile quando il valore viene fuori da una molteplicità di attori e di conseguenze, quindi fare la sintesi è un po' complesso. Però, come vedete, scriviamo un piano d'azione, le conseguenze finanziarie, di fatto rischiamo la sospensione dei pagamenti e l'eventuale riduzione se e solo se il piano d'azione appunto non è inviato, è palesemente insufficiente e non è attuato. Adesso che non è inviato, è difficile che uno Stato membro non invii il piano, il problema sono i tempi, che tutta questa macchinetta sta con dei tempi che sono, come dire, per noi Stati regionalizzati che abbiamo necessità di maggiore tempo per coordinarci, è una criticità da gestire. Questa non ve la racconto, però era solo per porre alcune riflessioni che un po' vi ho raccontato nel raccontarvi il tecnico vi ho messo lì. Gestire in uno Stato membro regionalizzato un sistema per cui il risultato dovrebbe essere il driver dell'attuazione è veramente un buona arma spuntata per la Commissione e anche per noi. Perché se un indicatore, come dire, di gestire l'attuazione rispetto al raggiungimento degli indicatori di risultato, per cui dire il biologico è andato meglio del previsto, l'indicatore, quindi le superfici che volevo raggiungere per una migliore per la biodiversità le ho raggiunte già col biologico, non ho bisogno di attivare un altro intervento. Non può funzionare da noi perché dipendo da N regioni, perché questa tipologia di ragionamento, soprattutto sugli effetti ambientali, e non è uguale se sono gli stessi ettari. Se non sono gli stessi ettari, per gli effetti ambientali io non li ottengo così perché un anno finanzio un ettaro. Cioè ci sono 1000 criticità sotto la lettura dell'indicatore, sotto la lettura di questo sistema. Io lo racconto così, non potendo essere un driver, perché i soggetti attuatori sono tanti in un sistema regionalizzato, e soprattutto, se anche fosse, adesso l'ADG deve tener conto, un po' l'ho sottolineato, spesso l'agricoltore ha delle aspettative sugli interventi
Adesso che veda, come dire, il sistema degli indicatori di risultato è complesso. È complesso dire no, questo intervento non lo blocco qui perché ha già prodotto i risultati che mi aspettavo che raggiungesse e vado, come dire, e vado altrove, sposto i soldi in altri interventi per raggiungere, come dire, altri risultati. È un po' troppo ambizioso forse. E il fatto che tutto questo sistema, di fatto, è vero che c'è sempre il rischio di una sospensione dei pagamenti e della riduzione, però è un sistema che arriva lì molto difficilmente. La questione è che nel mentre abbiamo tempi stretti, giustificazioni da fornire e organizzarle. Quindi significa procedure amministrative che devono essere messe in piedi e che devono appunto tempi di gestione di nuovi elementi che prima, quindi vuol dire, anche l'ADG che ha anche un suo ruolo dentro l'amministrazione rispetto ai cittadini, rispetto al popolo, è impegnato a gestire e strutturare tutti questi aspetti che deve tenere in piedi affinché non si creano problemi. Questo è uno scenario che però è un'ipotesi di scenario perché, come vi dicevo, una delle criticità di tutto questo sistema è che mancano alcuni regolamenti attuativi che ci fanno capire la riduzione di quant'è, come la calcoli, se proprio dovessi incorrere in riduzione, la giustificazione quando è adeguata. Quindi ci sono alcuni aspetti che ti aiutano a costruire lo scenario, però di cui non abbiamo conoscenza. Però l'idea qual è? È che noi andiamo, appunto, presentiamo questa APR, questo Annual Performance Report, e gli raccontiamo come stiamo sugli indicatori di risultato. Se non abbiamo questo scostamento del 35% va bene così, cioè giustifichiamo sempre, però siamo tenuti, non entriamo in un processo pesante, ecco. Se invece abbiamo questo scostamento superiore al 35%, dobbiamo dimostrare che con i dati, ad esempio, i pagamenti sono in ritardo, ma se fossero stati effettuati, insomma, se avessimo avuto tempo, o come dire, il fieno in cascina per dire guarda, non l'ho raggiunto il 15 di ottobre, ma per quando scrivo l'APR ho dei dati di procedura per dimostrargli, è solo una questione di tempistica, ma li devo avere e quindi non ha conseguenze. Se invece non ho il famoso fieno in cascina, quindi non ho i progetti approvati che mi produrranno i pagamenti a breve, devo scrivere il piano d'azione o devo modificare il piano. Noi abbiamo sempre una sola modifica l'anno in tutto questo, tra l'altro, da gestire. Devo modificare il piano e o altrimenti scrivere questo piano d'azione. Come vedete, sostanzialmente la sospensione dei pagamenti ce l'ho, non invio il piano d'azione, non modifico il piano, quindi lo Stato membro non si muove o non risponde. Allora in quel caso sospensione dei pagamenti e eventuale rischio di taglio sui fondi, che però è uno scenario abbastanza inverosimile. Ecco, questo per dire, è vero che questo processo è pesante, ma non è tanto pesante rispetto al potenziale rischio di taglio perché ci sono una serie di paracaduti. Il problema è attrezzarli ad aprirli questi paracaduti. Grazie. Grazie. Diciamo che ci ha sufficientemente spaventato, però ha detto che c'è il paracadute. C'è il paracadute, ma siamo... Allora, subito dopo passeremo poi al livello regionale. Nel frattempo, visto che siamo anche un po' in ritardo sui tempi, ci prendiamo una piccola pausa di un quarto d'ora e ci rivediamo qui. Allora, riprendiamo velocemente i lavori e io riprenderei questa seconda parte dando subito la parola a Maria Berletti della direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto per provare a fare un po' un approfondimento sul ruolo delle autorità di gestione regionali, perché finora nella prima parte ci siamo concentrati un po' sul modello di governance e su quello che è il livello nazionale. Proviamo a fare un passo in avanti andando sulla dimensione territoriale, diciamo così. Grazie. Stamattina chi mi ha preceduto ha in parte già posto alcuni cornici di quello che avevo intenzione di dire. Questa programmazione orientata ai risultati in realtà qualcuno l'ha chiamata una bomba atomica, chi qualcos'altro, ma comunque è stato una
una rivoluzione che ha richiesto e richiede tuttora, richiederà in futuro a tutti noi di lavorare per capire come affrontare questo nuovo modello. Ricordo difatti che abbiamo un unico piano strategico, ma questo è già stato detto, per cui io salto a piedi pari questa slide, come questa, dove mettevamo a confronto i due modelli, il modello 14-22 e il modello 23-27, ma di questo abbiamo già parlato a sufficienza questa mattina e quindi andiamo avanti. Certo è che la Regione si era attrezzata fin dal 2019 con tutta una serie di attività per arrivare a fare una programmazione regionale, un'attività che vanno dalla revisione di quello che era l'analisi di contesto fino a attraverso processi anche di condivisione con gli stakeholder e con tutti gli attori del sistema, per giungere a quello che poi è stato un documento che ha definito, attraverso il processo di programmazione che conosciamo tutti, che abbiamo già sperimentato più volte, quello che era l'insieme degli obiettivi regionali, delle priorizzazioni regionali degli obiettivi, fino ad arrivare alla definizione degli interventi che la Regione riteneva opportuno proporre per il proprio territorio. Tutto questo è finito in qualche maniera all'interno del PSP e attraverso un confronto poi con tutte le altre regioni e con l'ambito nazionale, un confronto che è stato anche parecchio intenso. Giù vi ho messo 2 o 3 numeri di quelli che è stato l'impegno che ha richiesto. Questi numeri sono anche, se volete, sono i numeri oggettivi, ma dietro c'è veramente tanto lavoro, tante ore di videoconferenza, tanto impegno, tanta revisione dei testi, tanto continuo a analizzare quello che veniva proposto e non proposto, e qui i colleghi regionali, anche delle responsabili di intervento, hanno partecipato in maniera attiva e continua a questo coso. Quindi la macchina che ha lavorato lasciatemi usare una parola, al travasamento di quello che era la strategia regionale all'interno del PSP è stata una macchina che ha lavorato molto duramente per un lungo periodo. Ma veniamo, qui un paio di numeri che poi ci servono più avanti. Nella parte secondo pilastro, come vedete, a livello nazionale, alla fine sono riusciti 76 interventi, di cui la Regione Veneto ne ha partecipa su 44 interventi, che però, se poi vengono calcolate quali sono le azioni che vengono implementate, diventano 77. Ricordiamoci questo numero che ci servirà più avanti. Ma veniamo al 2022, che per noi è stato un anno veramente molto importante, nel senso, come ricordava il dottor Contarin, la prima versione del PSN, la prima proposta del PSN PAC alla Commissione, fatta il 31/12/2021, era ancora un prodotto molto, diciamo così, molto embrionale. A quella data non c'era ancora il riparto tra le regioni dei fondi del secondo pilastro, riparto che è stato fatto poi a fine giugno 2022. A quel punto la Regione ha adottato il proprio CSR e nel CSR trovate il riparto tra interventi di quello che era il budget assegnato alla Regione del Veneto. Ad agosto 2022 ci è stato chiesto di fare quell'esercizio sugli importi unitari di cui Beatrice prima vi ha dato alcuni elementi e che vedete nel PSP solamente alcuni di quei valori di quell'esercizio che abbiamo fatto. Poi dopo approfondiremo la cosa. Il 15/1 è stato inviato alla Commissione PSN PAC, che, come diceva prima il dottor Contarin, era ancora
non era ancora una bozza per certi aspetti, e ha visto la decisione il 2 dicembre 2012. Quindi quei mesi lì sono stati mesi molto frenetici e hanno portato al completamento del PSN PAC, quel PSN PAC che era stato inviato alla fine dell'anno precedente in maniera ancora molto embrionale, ma comunque era comunque ancora abbiamo detto una bozza, ma insomma aveva ancora bisogno di essere sistemato. Come abbiamo lavorato in quei mesi da agosto in poi, anche e soprattutto con le strutture regionali responsabili di intervento, perché una volta definito il budget del CSR per ciascun intervento, abbiamo dovuto, per fare l'esercizio che ci spiegava prima Beatrice, definire per ciascun intervento, azione o tipologia di spesa, e mi spiego, per le misure a superficie, come avete visto, gli importi unitari sono collegati alla tipologia di spesa. Per esempio nel biologico, siccome gli importi unitari sono uniformi, dobbiamo definire un importo unitario per ciascuna tipologia di spesa. Abbiamo canalizzato i bandi e abbiamo definito il budget di ciascun bando. Quindi questo primo esercizio è stato proprio questo di dire: per quel tipo di intervento, quell'azione abbiamo questo bando, questo budget, come questo budget sarà distribuito nel tempo e come e quanti bandi e che importo avrà ciascun bando. Per gli interventi a superficie a capo, in questa prima fase abbiamo stimato l'importo dei premi con i responsabili di intervento, perché in quella prima fase, cioè ad agosto 2022, l'importo dei premi non era ancora definito compiutamente, cosa che verrà fatta più avanti. Dopodiché è stato stimato il valore di ciascuna domanda d'aiuto in base a dati storici, alle condizioni del contesto, con strumenti di BI e algoritmi di previsione. Vorrei dirvi che è stato un esercizio di stima non facilissimo, perché purtroppo questo gioco l'abbiamo fatto in un periodo storico che, come diceva prima il dottor Contarini, è un periodo storico molto particolare, con accadimenti che ha fatto sì che i dati che avevamo storici fino al 2019, dal 2020 poi hanno subito degli andamenti, diciamo così, che mostrano che c'è una perturbazione in corso molto, molto, molto importante, e non solo nel 2020, nel 2021, ma anche nel 2022. Vi posso assicurare che anche nel 2023 non abbiamo raggiunto una stabilità pre-2020 nei dati di monitoraggio che noi utilizziamo costantemente. Quindi sono state fatte anche delle assunzioni per fare questo tipo di stime, e non solo ci siamo basati quindi sui dati storici, ma abbiamo fatto tutta una assunzione sull'andamento del contesto. Sulla base quindi poi dei tempi di istruttoria e finanziabilità dei dati storici e dei tempi di pagamento per gli interventi e le azioni analoghe nei periodi precedenti, abbiamo stimato i pagamenti per esercizio finanziario e gli output per esercizio finanziario. Quindi quello che prima vi diceva Beatrice, che nel PSP non vedete tutto questo lavoro, perché voi nel PSP non vedete nulla, ma in realtà, e qui vi ho messo un esempino proprio banale, e un piccolo coso. Noi per esempio per SRD01, che è, ricordo, la vecchia 4.1, abbiamo previsto nel 2023, e abbiamo previsto anche il trimestre, qui non lo vedete ma noi l'abbiamo previsto anche il trimestre, abbiamo previsto che avremmo fatto 2 bandi, un bando ordinario e il bando giovani, e ugualmente che avremmo fatto nel 2024-2025, poi ho tagliato la tabella perché non mi stava, non l'avreste letta, ma c'è anche il resto, ve lo posso assicurare, e abbiamo previsto che per gli esercizi, quindi
I bandi li abbiamo riferiti all'anno civile, quindi 1 gennaio 31/12, mentre le previsioni per i pagamenti, quindi come diceva prima Beatrice, invece li abbiamo dovuti prevedere, stimare per l'esercizio finanziario. Devo dire che il sistema informativo che abbiamo ci permette di capire in che momento sono stati fatti i pagamenti, quindi abbiamo avuto delle informazioni del nostro sistema informativo che ci hanno permesso di riconfigurare rispetto all'esercizio finanziario e non all'anno civile i pagamenti. Ma questo vuol dire che noi abbiamo stimato che per i bandi 2023, dato il periodo di presentazione di domanda, di istruttoria e poi di avvio delle operazioni, avremmo cominciato a pagare nell'anno finanziario 24-25, o meglio dal 16/10/2024 al 15/10/2025. Questo è stato fatto per tutti gli interventi, o se l'intervento era suddiviso in azioni, per tutte le azioni. Quindi è stato un lavoro che ha coinvolto tutte le strutture regionali responsabili di intervento e il nostro gruppo di lavoro che segue il monitoraggio e la valutazione. Qui lo vedete in Excel perché era più facile rappresentare, in realtà abbiamo messo su uno strumento che ci aiuta. Cosa ha prodotto questo lavoro? Innanzitutto ha prodotto una delibera che comunque noi avremmo fatto, comunque perché la facciamo tutti gli anni, in cui abbiamo pubblicato, e la Giunta regionale ha pubblicato il calendario di bandi per ciascun intervento d'azione e ha indicato il trimestre. È un esercizio che è stato fatto anche nella programmazione 14-22, ma che diciamo è stato frutto poi di quel lavoro che abbiamo fatto durante il periodo precedente. In sintesi, abbiamo 44 interventi, 77 azioni, 113 unit amount. Come abbiamo lavorato? Abbiamo cercato di ottimizzare quella che io ho indicato come una combinazione interventi-azioni con i bandi, in modo da poter utilizzare un numero adeguato di UA. Ho scritto adeguato, volevo scrivere minimo, ma piccolo. Perché? Perché un numero maggiore di UA vuol dire aumentare la complessità, sostanzialmente, di tutta questa macchina che, come vedete, per noi ha 113 righe, per altre regioni ne ha molti di più, ve lo posso assicurare. Vuol dire avere 113 linee di bilancio, ma vuol dire anche gestire un domani le modifiche su 113 unità. L'abbiamo già fatto, lo faremo in continuo da qui in avanti, ma vuol dire anche avere un sistema molto, molto complesso. L'altra cosa, l'ipotesi di lavoro su cui si è lavorato nella costruzione di bandi e unit amount è stata quella di non aggravare l'attività istruttoria dal dover scegliere l'unit amount ad attaccare a ciascuna domanda d'aiuto di sostegno. Questa è un'ipotesi di lavoro che abbiamo avuto fin dall'inizio e dalla quale non ci siamo scostati, quindi anche la costruzione dell'architettura di bandi è andata in questa direzione, perché gli istruttori hanno già molto da fare e sinceramente gravarli anche di questa ulteriore, diciamo così, attività che, come avete visto stamattina, poi ha dei riflessi importanti, non ci sembrava corretto. Quindi abbiamo bandi dedicati a cui attacchiamo delle informazioni al bando in riferimento all'UA, all'unit amount, non lo attacchiamo a ciascuna, che poi viene ereditato dalle domande d'aiuto, ma non viene attaccato direttamente alle domande d'aiuto. Non so se sono stata chiara, ma questo è l'intento che ci siamo dati. Questo è il percorso che abbiamo fatto, ma che continueremo a fare e abbiamo già fatto, e cioè definito il budget quindi di ciascun intervento,
nel CSR, perché nel CSR il budget è per l'intervento, come avete visto. A questo punto viene definito il budget per azione, viene valutato il calendario dei bandi e il budget per bando, vengono stimate tutte le componenti dell'UA, che poi vedremo, e attraverso l'azione di monitoraggio dovremo capire se è necessario intervenire sul budget destinato all'intervento o se è necessario banalmente modificare invece il budget per azione e rifare tutta questa attività. Allora, scusate, questa attività l'abbiamo già fatta 2 volte, cioè quel circolo l'abbiamo fatto con la prima modifica del PSN, perché nel PSN approvato la stima dei premi era ancora incerta, diciamo così. Ci sono voluti poi dei mesi dopo per aggiustare i premi di alcuni interventi a superficie a capo. Poi stiamo facendo una seconda modifica adesso che invece è stata dettata dalla decisione della Conferenza Stato-Regione di dedicare alcuni fondi dei PSN regionali all'Emilia-Romagna in considerazione dell'alluvione che c'è stata a maggio. Quindi in occasione di questa modifica noi abbiamo ripercorso quel lavoro e oltre a riprogrammare i fondi che naturalmente sono stati dedicati all'Emilia Romagna, abbiamo anche, in ragione dei primi bandi che sono usciti quest'anno, cercato di tenerne conto e di riprogrammare quell'insieme di valori sui bandi, sui pagamenti per anno e sugli output, perché quello noi facciamo, riprogrammiamo i dati previsti nei bandi di ciascun anno, riprogrammiamo la spesa prevista e di seguito riprogrammiamo gli output previsti per quell'anno, per ciascun esercizio finanziario, scusate. Qui vi riporto 3 slide dove vi racconto le criticità che abbiamo affrontato. La prima è stata quella dei premi, che sostanzialmente adesso è stata superata. Abbiamo sempre la criticità dovuta alla letalità della stima della risposta dei richiedenti e dei beneficiari in termini di numero, importo, domande di sostegno, tempi di realizzazione, tempi e importo di pagamento. Perché? Perché il contesto non è ancora, come dicevo prima, un contesto stabile, chiamiamolo così, è ancora molto instabile, meno forse di 1 anno e mezzo fa, ma i tassi di interesse sono ancora molto elevati, teoricamente non ci doveva essere più problemi nella catena dei valore e quindi le riforniture dovrebbero essere attualmente in grado di raggiungere i beneficiari che lo richiedono i nostri beneficiari nei tempi previsti per la realizzazione degli interventi. Però vediamo ancora che ci sono delle difficoltà, perché purtroppo queste difficoltà le stiamo leggendo nei dati di monitoraggio della programmazione 14-22, con l'andamento dei pagamenti, con l'andamento delle domande ricevute, le richieste di allungare i tempi per la realizzazione delle operazioni, cioè ci sono ancora dei segnali che ci dicono che non c'è, i tempi di realizzazione non sono così certi e anche non sappiamo quale sarà la risposta ai bandi, la vedremo l'anno prossimo, e quindi
vedremo come andrà la situazione. Non abbiamo in questo momento così una... Se fossimo stati fino al 2019 potevamo quasi indovinare quante domande arrivavano, si può dire. Adesso non lo possiamo più fare. L'altra criticità che abbiamo avuto all'inizio e che in qualche modo ci abbiamo tuttora è sulla scelta degli indicatori di risultato. Come ha detto prima Beatrice, per quanto riguarda la misura superficie a capo, in realtà la Commissione è stata molto prescrittiva e quindi su quelle non abbiamo alcun tipo di margine di scelta. Sugli interventi invece dello sviluppo rurale, che non sono interventi a superficie a capo, lì abbiamo dovuto fare delle scelte su verso quali risultati gli interventi o le azioni che abbiamo programmato potevano essere, si poteva pensare a portassero appunto dei risultati. È una questione abbastanza tecnica, ma lascio così. Poi adesso arrivo alle criticità invece di tipo più gestionale. Dopo la prima fase, dove il Ministero ha gestito l'invio di tutti i dati riguardanti gli unit amount, quindi il piano finanziario e la ventilazione per anno, sia degli importi che degli output, adesso si è dotato di un applicativo in cui noi tutte queste informazioni le possiamo inserire. Dopodiché il MASAF inserisce queste informazioni all'interno dell'applicativo di SFC. Dopo la prima modifica abbiamo visto che vuoi che ci sia un 2500 unit amount in Italia più o meno, insomma siamo su quell'ordine di grandezza lì, vuoi perché sono state prese delle decisioni nel momento del confronto con la Commissione, noi abbiamo trovato che alcuni nostri unit amount erano stati modificati senza saperlo, quindi abbiamo dovuto in questa successiva modifica rimodificarli, anche perché se mi si modifica l'unità di misura è ovvio che tutti i calcoli che ho fatto sull'importo medio, sull'output e tutto quello che ci va dietro cambiano, non possono essere gli stessi che ho messo, che ho calcolato con una diversa unità di misura. Questo è capitato ed è stato abbastanza spiacevole. L'altra criticità invece di carattere operativo è quello che ci diceva prima, e cioè bisogna fare modifiche molto importanti al sistema informativo, perché ogni singola domanda è può essere spacchettata, per esempio soprattutto le domande a superficie sono spacchettate in 3, 4, 5 unit amount. Anche qui abbiamo cercato di non trasferire ai beneficiari naturalmente e agli istruttori questo tipo di onere, abbiamo cercato che per beneficiari e istruttori la cosa sia abbastanza trasparente, diciamo così. Però questo vuol dire fare un investimento importante sui sistemi informativi e ci stiamo ancora lavorando e ci lavoreremo ancora perché abbiamo ancora dubbi interpretativi su alcune questioni. Come avete visto e come vi ha illustrato prima Beatrice, non è un meccanismo semplice, è un meccanismo complesso e come tutti i meccanismi complessi vanno capiti bene e vanno analizzati altrettanto. L'altra problematica che riguarda le modifiche al sistema informativo è non solo la presenza degli WACC, degli unit amount, che è comunque impattante, ma anche poi il fatto che la Commissione europea ha previsto che non solo venga fatta quella che chiamiamo in gergo la PR, cioè la relazione annuale, ma anche vengano fatto un trasferimento dei dati disaggregati per ciascun intervento e beneficiario all'Unione Europea, con tutta una serie di informazioni. Anche questo quindi richiede un investimento nei sistemi informativi molto importante da parte nostra, ma soprattutto da parte di Avepa.
come ho scritto sotto, ci sono ancora alcuni dubbi interpretativi su alcune variabili di monitoraggio e la relazione tra queste variabili, ma speriamo con l'aiuto della rete rurale, del Ministero e di chi ci lavora di poter superare, di Agea Coordinamento, degli organismi pagatori che ci stanno lavorando, di poter superare questi dubbi interpretativi che ancora ci sono. Io ho messo un'ultima criticità, quindi che non è ancora molto chiaro quali siano i contenuti del sistema di monitoraggio nazionale. Questa la lancio come diciamo così, provocazione, perché in realtà le regioni hanno sempre richiesto che ci fosse un unico canale di trasmissione dei dati verso il centro, perché io mi rendo conto benissimo, quello che diceva Beatrice prima era assolutamente importante, cioè il Ministero non può far finta che le regioni di non sapere quello che le regioni stanno facendo. Cioè non puoi chiudere poi la stalla quando i buoi sono usciti, c'è poco da fare, se poi alla fine ti ritrovi che nessuno ha pagato, cioè dici mo che faccio? È ovvio che come noi per i nostri programmi seguiamo giorno per giorno l'andamento della spesa, degli impegni, delle domande che abbiamo ricevuto, tutto il resto, minimo mi aspetto che anche il Ministero voglia sapere come stanno andando le cose, o sbaglio? Allora a questo punto mi chiedo come, quando e perché un sistema del genere, dove sarà, come sarà, chi lo farà. Cioè, su questo avremmo piacere di saperlo, anche perché stiamo facendo grossi investimenti sui sistemi informativi, quindi già che ci siamo possiamo fare anche questo, non so se mi spiego. Quindi, se volete... Vabbè, io l'ho detto poi. Vabbè, poi naturalmente ci sono tutte quelle criticità di cui parlava prima Beatrice sui momenti di verifica, di performance e di review. Anche lì tutti i meccanismi, tutto il sistema di governance. Certo, mi rendo conto, il Ministero ha 2500 unit amount. Agea Coordinamento è molto preoccupata. Ho sentito l'altro giorno intervenire in un intervento dell'ACIS e si cominciano a preoccupare. Io sarei già preoccupata da mo', come si suol dire. Però la questione è che quando hai questa masse di informazioni da dover gestire, ti devi dotare di sistemi di gestione militareschi, cioè c'è poco da fare, devi poter avere tutto sotto controllo e devi poter governare la macchina. Perché come ho detto prima, non la puoi governare il giorno prima che chiudi l'APR o il giorno prima che chiudi questa cosa qua, perché a quel punto lì non la governi più niente. Scusate se dico sta roba, cioè mi viene spontanea, ma non posso dire altro. Quindi vediamo. Poi il problema è che comunque ci saranno delle ricadute per qualcuno, vorremmo sapere quali sono. Questa è un'altra cosa che ci piacerebbe sapere, ma che non sappiamo. L'altra questione di cui nessuno parla però è che comunque l'N+2 c'è sempre. Non so se mi spiego, per i colleghi lo sanno benissimo, quindi il raggiungimento dell'obiettivo di spesa, che in questa programmazione era un N+3, e cioè a partire dal piano finanziario del PSN o del PSR, voi sapete che noi abbiamo un piano finanziario annuale, che poi decliniamo in 1000 altre cose, ma abbiamo un piano finanziario annuale. L'N+3 diceva che quello che era definito per il 2015 io lo dovevo aver pagato per il 2018. Adesso quello che c'è nel 2023 nel piano finanziario nazionale, non della Regione del Veneto, ma nel piano nazionale, deve essere pagato per il 2025. Va bene? Io so che tutti lo sanno, non è? E tra l'altro questo anno civile, non anno finanziario, quindi 1 gennaio 31/12. Anche qui c'è un po' di strabismo comunitario, ma lasciamo perdere. Allora, a questo punto, di questo qualcuno ne parla? Io non lo so. Noi stiamo facendo il nostro, perché la giunta regionale sta lavorando per fare il proprio. Però anche qui vorremmo sapere quali sono le regole.
È così, banalmente. Non è una questione cioè non me le sto prendendo con Alessandro Monteleone, che non c'entra niente, ma ci piacerebbe conoscere. Vai Bustino? Vabbè. Ma ci piacerebbe capire quali strategie intende adottare il Ministero per raggiungere questo obiettivo di spesa, che domani mattina, signori. E vi ricordo un'altra cosa, nel 2025 scade anche l'N+3 della programmazione 14-22. Quindi l'anno 2025 per tutte le regioni è un anno terribile, perché ci sono una marea di soldi, che adesso non me li ricordo per il Veneto quanti sono, ma sono veramente molti di più di quelli che normalmente noi così spendiamo ogni anno. Quindi veramente il 2025 è un anno molto tosto. Cosa ci attende nel futuro? Speriamo bene, cioè noi siamo propositivi, siamo fiduciosi e speriamo che tutte queste criticità di cui abbiamo parlato, e molte altre che ne verranno fuori, perché ogni giorno ne scopriamo una, devo dire la verità, ma che tutte queste criticità in qualche maniera trovino così un momento di riconciliazione col lavoro di tutti, perché anche noi dobbiamo fare il nostro, anche noi come regioni dobbiamo fare il nostro, lo dico a ragion veduta. E nel frattempo vi auguro a tutti buone feste. Grazie. Grazie mille anche per, devo dire, per questi interessantissimi spunti pratici della quotidianità di chi di fronte al proprio problema attuativo in qualche modo poi si pone anche domande di sistema che forse il sistema spesso non si pone. E a proposito di criticità, diciamo, a questo punto chi paga? Darei la parola appunto a Gianluca Fregolent di Avepa per l'ultimo intervento, prima degli interventi finali delle vostre domande e poi delle conclusioni di Franco Contarino. Uso il microfono e il puntatore. Allora, buongiorno a tutti. Ecco, stamattina abbiamo già avuto il quadro e adesso le considerazioni di chi è nella fase di programmazione e quindi nella fase di definire le regole o comunque la struttura di quella che è l'attuazione e di come deve essere gestita tutta la nuova programmazione, e in questo si inserisce poi un soggetto che anche questo è definito nell'ambito dei regolamenti comunitari, che la Comunità Europea ha stabilito che per il trasferimento dei fondi, quindi ce li ha messi in previsione, ma perché sia effettivamente trasferiti i fondi relativi al FEAG e al FEAS devono essere controllati da un organismo che è pagatore, riconosciuto, e quindi che deve rispettare una serie di indicazioni, un'organizzazione che è definita da regolamenti comunitari, e quindi noi in primis, prima che rispondere ancorché riconosciuti dalla Regione, abbiamo l'obbligo di riscontrare quelle che sono gli elementi che sono stati indicati nei regolamenti e che ci fanno mantenere in vita in quanto confermano quello che è il riconoscimento. Nell'ambito di quello che è quindi l'articolo 9 sono indicati al comma 3 quelli che sono gli adempimenti. Stamattina non vado nello specifico perché siamo dei tecnici e quindi bene o male ormai sappiamo quello che è l'organismo pagatore, ma li richiamo proprio perché no, c'era già una canzone che diceva il triangolo no, ma io oggi vi voglio rappresentare che l'organismo pagatore deve in primis rispondere per portare a casa quelli che sono i finanziamenti e confermare quindi le risorse che sono state rese disponibili alla Commissione Europea per il tramite di Agea Coordinamento
ma anche poi a quello che è un programma che in questa programmazione non è regionale e quindi non è vicino alla struttura organizzativa che lo ha sostanzialmente riconosciuto in primis e quindi lo ha costituito, ma deve rispondere prioritariamente a quello che è una struttura nazionale. Quindi la funzione è quella che noi siamo coloro che in un quadro che questa mattina è stato, mi pare in maniera esaustiva, indicato, e naturalmente con tutti i punti interrogativi che abbiamo nella sua estrinsecazione, dobbiamo comunque gestire e controllare le spese finanziate dai fondi. Siamo sottoposti in questa attuazione a una costante supervisione e rispetto a un'indicazione, a un auspicio raggiunto di avere una unica autorità di gestione nazionale, siamo comunque a livello nazionale in 14 organismi coordinati da un soggetto nazionale. Questa è l'attuale configurazione, quindi oltre a quella che è la problematica di avere i CSR e quindi i complementi regionali per il PSR piuttosto che per l'attuazione e il pagamento di quelli che sono i fondi gestiti direttamente a livello nazionale, che troviamo per quanto riguarda l'attuale struttura degli organismi pagatori nazionali. Le ho indicate, scorro velocemente. La VEPA è un ente strumentale della Regione riconosciuto per il pagamento dei fondi comunitari. Valutato che inizialmente eravamo stati indicati per il pagamento dei fondi agricoli, le performance raggiunte dalla nostra struttura, dal nostro ente, ha determinato che siamo stati assegnati anche della funzione di organismo intermedio per i fondi del FESR e il PSC. Siamo stati riconosciuti dalla legge istitutiva, che è la legge regionale 9 novembre numero 31, più volte aggiornata. Abbiamo compiuto l'anno scorso 20 anni e abbiamo anche incorporato quindi non solo le funzioni di organismo pagatore, ma svolgiamo anche attività delegate dalla Regione stessa e quindi anche altre attività. Volevo soffermarmi sull'aspetto che nell'ambito di quelle che sono le funzioni proprie che vediamo dopo dell'organismo pagatore, come nelle precedenti programmazioni, la Regione ci ha delegato anche per la fase, una volta definito il bando, per gestire quella che è la definizione delle domande, della modulistica e dell'istruttoria, della ammissibilità e finanziabilità, che è una fase che era proprio dell'autorità di gestione. Nel fare questo abbiamo anche tutta una serie di adempimenti trasversali, qui discende tra i vari documenti che dobbiamo gestire all'interno, ci siamo dati anche una politica che sostanzialmente si estrinseca in questi 3 valori pubblici, che non potevano discostarsi da quella che era poi la funzione, che è quella di pagare, quindi sostenere lo sviluppo economico delle imprese del territorio veneto, garantire l'erogazione dei fondi e aiuti in conformità alle politiche assegnate, e la parte che ci caratterizza maggiormente, che è quella di avere una gestione innovativa nel eseguire quelle che sono le attività e le deleghe assegnate. Come stavo sostanzialmente cercando di farvi capire, AVEPA, oltre a essere un soggetto che esegue i controlli e fa la rendicontazione dei fondi comunitari, è anche un soggetto che è controllato e comunque che deve rispondere a una serie di stakeholders che cominciano con la DG Agri e finiscono con
le commissioni d'emergenza piuttosto che con il certificatore ISO 27000, in quanto dobbiamo anche avere all'interno delle nostre procedure dei sistemi certificati sulla qualità dei dati. Questa è sostanzialmente l'indicazione. Abbiamo visto prima tutte le disposizioni che riguardavano la modalità di erogazione dei premi. Nell'ambito di questa nuova programmazione, la Commissione, ritenendo che anche, vista questa sfida che è stata indicata, fosse sostanzialmente anche la struttura di controllo fosse più strutturata, fosse più, come si dice, facilmente gestibile o controllabile, ha previsto anche delle azioni aggiuntive, degli adempimenti aggiuntivi nella propria organizzazione e quindi soprattutto come elemento innovatore indicato e prescritto la valutazione dei rischi, la comunicazione dell'efficacia e l'attuazione, quindi non solo quella che era la comunicazione dei conti ma anche dei dati relativi allo unit amount e poi un rafforzamento su quella che è la parte relativa alla storicizzazione dei dati. Questo è più o meno l'insieme di deleghe che abbiamo all'interno attualmente dell'Agenzia e qui per indicare che dopo la programmazione c'è una fase che deve svolgere l'organismo pagatore che è quello del controllore, quindi oltre alla fase intercorrente tra la definizione del bando, che vi è la delega nella definizione dei modi di domanda, raccolta delle domande, istruttoria della domanda, finanziabilità. Una volta che c'è la domanda di pagamento istruita, si genera quello che è il pagamento e quindi si rientra nelle competenze proprio dell'organismo pagatore e in questo c'è richiesto che quello che noi andiamo a pagare e erogare sia legittimo e sia regolare. E con la contabilizzazione, quindi una volta che abbiamo mandato gli elenchi di liquidazione al cassiere, sia attestato che per quella domanda, per quel beneficiario, rispetto a quei controlli e rispetto a quell'istruttoria, sia determinato quell'importo che è stato mandato su quel conto corrente che in quel giorno il cassiere ha eseguito e che quindi è stato riversato sulla posizione richiedente. Dei controlli l'abbiamo già detto, ma è forse per questa programmazione quello che la preoccupazione che porto all'OP a questa assemblea, a questo gruppo di lavoro, proprio perché nell'esecuzione dei controlli relativi a condizionalità rafforzata, ecoschemi, piuttosto che altri elementi innovativi che sono stati messi all'interno di questa programmazione, non abbiamo ancora forse tutte le informazioni sufficienti per garantire che i controlli siano fatti come si aspetta la Commissione europea. Partiamo solamente dall'adozione dei controlli attraverso immagini satellitari, l'AMS, dove ancora forse ci sono degli elementi che nelle fasi in cui abbiamo delle incertezze della gestione del dato, Agea Coordinamento non è stato ancora così chiaro, comunque così non ha dato quelle informazioni secondo me sufficienti per garantire che la speditezza dei controlli di cui eravamo abituati nella scorsa programmazione ci permettano di riprendere il ritmo e quindi 2025 è per noi domani. Qui anch'io, naturalmente, la nuova organizzazione cioè l'organismo pagatore si sta adeguando a quelle che sono le attese dell'organizzazione secondo il New Delivery Model, che passa quindi da una situazione di conformità, noi lo dicevamo,
la Commissione europea ci diceva dovete pagare quei soldi per quelle azioni, oggi rispetto alla definizione di performance non basta solamente aver pagato e aver pagato bene, ma aver pagato bene per quanto? Quel passaggio di aver pagato bene per quanto fa la differenza, perché, come si diceva, no? Abbiamo dovuto destrutturare e ripensare tutto il sistema informatico e informativo, e non, diciamo, prima che partisse il piano, ma la criticità che aggiungo dopo a quella della modalità di esecuzione dei controlli è quella relativa al fatto che il piano di gestione dei dati, non contabili, ma dei dati a supporto di quella che è il monitoraggio o comunque la gestione dello unit amount, non è ancora stabile. Vi sono ancora degli elementi dove noi stiamo attendendo delle indicazioni. Il problema è che novembre del 2024 noi dovremo consegnare alla Commissione europea tutti i dati, alla Commissione, al coordinamento e quindi al Ministero, alla DG, tutti i dati relativi ai pagamenti che faremo in questo anno finanziario, quindi dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024. E lì ci sono tutte le misure a superficie, SIC, e anche quelli che saranno i pagamenti non SIC. Quest'anno è stata prodotta la prima PR che aveva, ripeto, pochi dati. Noi come Avepa, forse perché eravamo abituati a essere stressati e attenzionati dalla nostra DG, siamo abituati sostanzialmente a entrare nel merito di quelle che sono le analisi dei documenti, le analisi sostanzialmente dei tracciati che ci vengono richiesti, e quindi dal nostro punto di vista egoisticamente regionale siamo riusciti a inoltrare i dati per 3 interventi, che erano quelli dell'apicoltura, e quindi per la nostra parte, per quello che posso portare io come evidenza per la PR, Avepa ha risposto a quanto per ora richiesto. Ma erano 3 interventi per l'apicoltura. Ora che dobbiamo andare ad aprire pagamento base, pagamento aggiuntivo, accoppiati, tutte le misure relative a quelli che sono anche le coschevi, piuttosto, io credo che, e stiamo già chiedendo di avere degli incontri al coordinamento, proprio perché lo studio di quelli che sono i tracciati, ma soprattutto la qualità del dato che deve essere fornito, si è, a mio avviso, un po' bloccato. Questa è la schermata, vi porto senza complicarvi, non vi ho portato tabelle, non vi ho portato quelli che sono, perché, ripeto, la platea conosce qual è la complessità sottostante. Di per sé è anche abbastanza semplice. Abbiamo cominciato, sono stati definiti dei tracciati, il problema è solo il fatto che la discussione e la definizione dei singoli campi che devono essere estratti e comunicati non è ancora stabile. E in questa situazione vi è la necessità, e Avepa in questo sta cercando di mettere il proprio contributo, di individuare quali sono gli elementi a disposizione. Abbiamo, anche se, come vedremo, non è indicata puntualmente il coinvolgimento della struttura regionale nella gestione di tutta la programmazione e quindi nella fase operativa, ma stiamo coinvolgendo perché l'esperienza
che ha Vepa assieme alla propria ADG 14 delle precedenti programmazioni ci permette di avere quella serenità di poter andare a proporre al coordinamento la struttura dei dati che siamo in grado di fornire rispetto a quelle che sono le attese. Questo è il disegno, vi è una fase dove quindi l'interfacciamento dei dati passa attraverso Agea Coordinamento, i rapporti con la DG Agri, quindi sull'SFC, non è più gestito come nelle programmazioni precedenti dall'OP con la propria ADG, ma passa per il tramite del coordinamento. All'OP rimane l'obbligo di caricare direttamente i dati nel sistema SFC solo per la chiusura dei conti, quindi quella che è la relazione complessiva che poi dopo viene comunque validata dall'ente certificatore che fa la verifica della correttezza dei dati e della gestione del sistema rispetto a quelle che sono le indicazioni fornite dalla Commissione. La prima esperienza, come dicevo prima, anche i colleghi, dal nostro punto di vista il fatto di avere comunque un partner informatico strutturato a livello regionale e che sta dialogando, ci sembra in maniera costruttiva col livello nazionale, ci fa sostanzialmente avere un atteggiamento comunque di speranza e positivo. Quello che comunque noi percepiamo magari meno direttamente rispetto a quello che ha indicato la Berletti e quelli che sono, diciamo, gli spunti di analisi del collega Contarin, è il fatto di dire che come OP noi sentiamo meno quella che è la pressione di quelli che sono gli aspetti degli adempimenti o della programmazione. È però strettamente connesso il fatto che se non ci arrivano le indicazioni di come fare i controlli e di come, diciamo, chiudere alcune istruttorie, è sicuro che ci saranno dei ritardi o ci saranno dei riscontri, dei tagli rispetto al richiesto da parte delle istanze e quindi una criticità che potrebbe manifestarsi su quello che è il perseguimento dei target che sono stati definiti. Qui rimane quella che magari tra le righe anche Franco ha già sostanzialmente indicato, però qui siamo a casa nostra, siamo sicuramente con due colleghi della struttura nazionale che sono i più attivi nell'ambito di quello che ci danno e ci garantiscono il supporto, ma quello che riteniamo opportuno insistere, lo avevamo fatto a suo tempo quando avevo l'altra, diciamo, casacca, di dire dove il modello della struttura regionale col proprio OP ha definito una esperienza tale per cui ritiene di essere di supporto a quella che è la programmazione o comunque la gestione nazionale, dove forse, non essendo investita direttamente nelle precedenti programmazioni, adesso ha una fase di pronti via rallentata. Questa è la nostra principale preoccupazione. A livello regionale, quello che è e quello che sicuramente l'OP-Vepa garantirà è che rispetto a quella che è la programmazione che c'è stata definita per il CSR, quelle che sono un po' delle scadenze relative alle misure a superficie, il modello è strutturato, organizzato e quindi ci sentiamo nelle condizioni di supportare questi nuovi adempimenti. Ci mancano dei pezzetti di dettaglio che ci permettono poi dopo forse di permettere anche alla DG e al sistema nazionale di chiudere
quelle comunicazioni, di chiudere quelle relazioni necessarie per poter avere il riconoscimento di tutta la spesa che siamo riusciti sostanzialmente a gestire. Grazie. Grazie mille. Allora io proverei a sfruttare quest'ultima coda, un quarto d'ora circa, per provare a chiudere i lavori entro le 13 per delle domande, quindi chiamerei qui al tavolo il dottor Contarin in maniera tale che proviamo anche appunto a mettere in fila un po' di domande e poi vediamo un po' in base ai relatori le vostre domande e le conclusioni. Domande? Gli spunti sono tanti, quindi io mi aspettavo anche, mi aspetto che ci sia solo un po' di coraggio, perché insomma le domande so che non mancheranno. Io ne avrei una pronta, Per se che stesso? non faccio a me stesso, ma faccio ad Alessandro o a Beatrice, che invito soprattutto Alessandro e poi Beatrice, cioè dovreste vedere Beatrice qua, non sottoscritto. Allora, in alcuni passaggi innanzitutto credo a nome di tutti ringrazio, ma poi ringrazierò alla fine, però nelle fasi un po' più tumultuose iniziali, insomma, della messa, dell'avvio delle macchine per la stesura dei piani strategici, abbiamo avuto modo, personalmente ho avuto modo, su segnalazione di Maria o di altri colleghi, di apprendere proprio, di prendere visione delle prime bozze che sono state fornite allora da alcuni stati membri. Ovviamente ho guardato con maggiore interesse, soprattutto Maria si era addentrata anche in quello della Germania, io avevo guardato quello della Spagna. Ripeto, erano le bozze presentate perché sono due nazioni che sono arrivate un po' prima di noi, no? E allora volevo chiedere, rispetto ad Alessandro in particolare, ma rispetto a queste due realtà regionalizzate, in termini di, tra virgolette, copiare pure, io sono un assertore della copiatura, non mi offendo se copio e anzi cioè, ovviamente fatta bene, no? Copiare gli errori sinceramente no, e viceversa se posso essere copiato tanto di meglio, però dico, potremmo, cioè, avete magari nello spazio poco risicato, ma magari della vostra, più del CREA come struttura di ricerca prestata un po' a tutte queste attività devastanti della rete, per cui date prezioso supporto al Ministero, ma c'è stato un modo magari di osservare un po' di più di come si stanno muovendo appunto i colleghi in questi paesi sui temi, sulle criticità che abbiamo un po' visto noi oggi, proprio per, ripeto, in chiave magari di mutuare, di copiare, perché allora io ne ricavai un'impressione parlo ad esempio per la Spagna. La Spagna già nel luglio 2021 aveva definito quello che tu hai chiamato la strategia, cioè nel luglio 2021 riparto finanziario, decisione che veniva regionalizzato tutto, compreso il primo pilastro, per cui ogni comunità autonoma era responsabile di scrivere i propri interventi e quindi anche i lavori erano prefigurati in quel modo, e poi il documento che ne uscì dava corso a questo. Poi non so che epilogo abbia avuto, perché era la prima bozza quella che ho visto, e anche loro probabilmente hanno subito poi il confronto con la Commissione, che ha messo un po' ha chiesto anche di strutturare in maniera diversa alcune cose. Volevo chiederti questo, proprio con riferimento ai meccanismi di recepimento nazionale del piano unico. Grazie. In realtà mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché non so bene qual è l'evoluzione, però questa tua domanda, e poi magari Bea invece ha seguito nello specifico alcune cose sulla gestione dell'attuazione proprio nello specifico, però colgo l'occasione per prendere a casa questo suggerimento
e magari provare a organizzare anche qualcosa di specifico con diciamo, i colleghi degli altri Stati membri di confronto, diciamo, proprio in attività di rete, sia di contatto nostro, ma forse anche di confronto con le autorità di gestione per capire, diciamo, operativamente come alcune cose sono state trattate. Sicuramente possiamo avviare questo tipo di contatti. Diciamo, ho l'impressione, lo dicevo prima durante la pausa, che come dire, questo modello è stato in particolare scomodo a noi perché comunque le caratteristiche di regionalizzazione degli altri Stati membri regionalizzati sono diverse dalla nostra. Forse la Spagna appunto era quella più simile a noi, loro sono partiti per tempo e come dire, hanno assunto delle scelte già nel PSP tali per cui diciamo, erano maturi, non era una bozza come evidenziavi te, quindi probabilmente hanno trovato anche meno difficoltà in questa fase attuativa perché non ci ritornano, no? Anche dalla stessa Commissione dei commenti in questo senso. Però appunto secondo me noi di alcune cose, cioè è chiaro che lì è stata fatta una scelta forte anche politica a livello nazionale, diciamo, in cui hanno trovato un accordo. Io una cosa che racconto sempre, mi è capitato più volte di raccontarla negli anni, la differenza tra, io mi ricordo, ero molto più giovane di adesso, avevo iniziato a lavorare su lo sviluppo rurale, allora c'era molto la tradizione di andare a Bruxelles a accompagnare le regioni nel negoziato con la Commissione, i tavoli tecnici. E un giorno arrivammo su a Bruxelles e una delle colleghe desk della Commissione diceva abbiamo appena finito il negoziato con il ministro dell'Ungheria, mi pare fosse l'Ungheria, però magari era col ministro dell'Ungheria, no? E noi invece spesso, no, ci presentiamo nell'era diciamo, dei PSR, magari con i nostri assessori, ma non sempre, no? E però noi dovevamo cogliere diciamo, la forza di questa cosa, di arrivare a Bruxelles, come dire, col ministro e gli assessori, cioè di fare una squadra più solida, no? Rispetto al confronto, cioè portare con decisione diciamo, le nostre posizioni, no? Poi i ministri sono cambiati nel mentre, sicuramente anche tanti assessori, però secondo me noi anche su questo dobbiamo un po', chiaramente non è responsabilità nostra di attori a questo tavolo, però spingere un po' in questa direzione, perché comunque poi i politici si devono prendere anche quel pezzo di responsabilità nel confronto. Secondo me noi in quello abbiamo perso molto, perché comunque sia, almeno il negoziato che ho visto io e che ha visto anche Franco e forse qualcuno di voi, è stato molto, almeno a livello nazionale, tra tecnici, perché poi diciamo, possiamo pensare che Blasi è il punto di collegamento con la componente politica, però è stato molto tra tecnici, io non ho mai visto, e invece nella vostra esperienza sicuramente anche passata di negoziati sui vecchi PSR, diciamo, la parte politica comunque entrava in campo, e quindi secondo me noi abbiamo perso anche un po' quello. Comunque possiamo, secondo me, per capire come sono gli altri e quali sono le cose, colgo con spirito costruttivo questa cosa e magari cerchiamo nel corso dei prossimi mesi di prendere contatto con qualcuno, spagnoli in primis, per capire come stanno lavorando. Non so se poi Bea c'ha qualche info in più, ma non credo che abbiamo molto da... Mentre Bea... vai. Ecco, no. Posso solo aggiungere che nell'ambito della rete europea, l'Evaluation Help Desk, in realtà qualche riunione su noi stati regionalizzati c'è stata, però è un po', l'ho detto probabilmente nel discorso generale, sono strumenti e meccanismi nuovi. Quindi anche stati che in qualche maniera si sono portati avanti, hanno semplicemente cominciato prima di noi, soffrono di quel vantaggio, però anche loro, poi ecco quando si parla con i tecnici è tutto uno speriamo bene,
quindi tentano, come dire, si danno un'organizzazione e provano a rispondere. Anche loro soffrono dell'esigenza che la Commissione gli richiede troppe informazioni, benché ad esempio la Francia sappiamo ha un livello un po' più alto, quindi meno dettagli regionalizzati, ma è anche vero che loro hanno solo gli interventi strutturali del FEASR a livello regionale. In realtà tutte le superfici, tutti gli interventi agroclimatici ambientali sono gestiti a livello nazionale, quindi è anche più alto perché ha meno quota di gestione regionale e quindi è più corto e meno dettagliato, al di là del fatto che ha fatto anche la scelta di, come dire, ha capito subito che non era un documento leggibile con cui si poteva fare la programmazione e quindi neanche ce l'ha come dire, online il piano così come esce dal sistema. Per dire, la Francia ha subito capito che si doveva, come dire, dare ad esempio queste linee di bilancio che rispettano il livello gerarchico regionale, però con tutta la complessità della gestione appunto del raccogliere poi queste informazioni e di capire qual è il flusso, come dobbiamo lavorare insieme Stato-Regioni per poi rispondere a tutti questi documenti che alla fine fanno sintesi. Lo stesso discorso è nato sul tavolo dei certificatori, perché prima o poi arriverà uno degli elementi clou e nuovo di questa programmazione è il ruolo che adesso assume il certificatore. Cioè, prima certificava la spesa postuma, diciamo, adesso oltre a certificare la spesa entra dentro i sistemi informativi dei pagatori, quindi produce tutto il controllo, come dire, quello che un po' faceva l'audit della commissione prima, adesso sta in capo al certificatore. Il certificatore sarà unico o saranno n persone, benché unico come ente. Capite che pesca a campione e va a guardare tutta la procedura di conformità di un gruppo di importi unitari, perché è da lì che si scatena poi, diciamo, la matrice delle informazioni. E va in Sicilia, lo stesso controllo sul biologico può darsi che sia molto diverso da quello che produce il Veneto sullo stesso ettaro. Che ci scriverà nel rapporto? Quindi ci sono tantissime novità che piano piano camminando scopriremo come è meglio gestire. Ecco. Grazie. Giorgio. Posso tenerlo io? Bene, grazie. No, allora, l'idea di Franco, quella di andare a vedere quello che succede negli altri stati che hanno bene o male le stesse caratteristiche nostre, quindi stati regionalizzati, è buona, perché lo vedo nel nostro caso, nel caso dell'Acchis, serve moltissimo, no? E serve poi che ci sia anche qualcuno della regione. Per esempio, chiedo a Beatrice, il 25 settembre, quando c'è stato l'incontro del focus group che parlava proprio del monitoraggio, no? dei complementi, dei piani strategici nazionali, immagino che tu faccia parte di quel focus group lì, organizzato il 25 settembre. Non so se ci sia qualcuno delle regioni o se ci sia andata tu. Perché questo per dire cosa? Che a livello di rete PAC europea organizzano eventi in cui se ci sei in qualche modo torni a casa e puoi dare anche input soprattutto. Se non ci sei, addio, sei perso. Ok? Subisci. Perché lo vedo nel nostro vissuto, no? Che noi adesso partecipiamo, io ho sempre partecipato a questo tipo di attività. Io personalmente ho anche la fortuna poi di essere anche delegato da parte di un'associazione delle regioni europee, quindi partecipo ad eventi in cui non avrei mai partecipato, cioè quello della rete del sottogruppo innovazione, per esempio, che è un sottogruppo a cui partecipano normalmente gli Stati membri e le reti, cioè le autorità di gestione degli Stati membri e le reti nazionali. Quindi cogliamo l'occasione, facciamo uno sforzo in più, un impegno in più per poter presidiare queste occasioni, perché effettivamente portiamo a casa molto, possiamo imparare, hai il modo di confrontarti anche con altri Stati membri direttamente, quindi imparare direttamente, senza anche... e poi da cosa nasce cosa? Come diceva Alessandro, la presenza su cui la Commissione punta molto, perché a parte il periodo Covid adesso sta riprendendo alla grande gli eventi in presenza,
Diciamo, e tutti gli eventi sono organizzati per favorire gli scambi personali all'interno, quindi quello che diceva Alessandro è veramente una verità, cioè il fatto che quando comunque hai delle relazioni personali positive con degli altri ti permette di crescere e far crescere. Grazie. Allora, no, riprendo la parola, adesso proprio un despota su questo oggi, anche per avviare velocemente le conclusioni, però ci sono tante presenze silenti, no, che incombono, che non ci sono, eccetera. C'è una presenza silente, presente, che chiamerei a un intervento, faccia lui quello che ritiene, sperando che non sia qui in veste di candidato umarella eccellente, e colgo l'occasione, non voglio mettere in imbarazzo, è un conoscente di tutti noi, un amico per quanto mi riguarda, che è Andrea Povellato, dottor Povellato, che chiamo in causa perché ha brutte intenzioni per il futuro. E allora, visto che molti di noi, Andrea, in questi anni hanno apprezzato la tua professionalità, hanno avuto il piacere di conoscerti come persona, e ci hai dato sempre una gran mano, parlo a nome un po' di tutti gli uffici, ti inviterei per un saluto quantomeno rivolto a noi, e dopo vi riservo le conclusioni comunque, ecco. Va bene. Grazie Franco, mi fai emozionare. Io mi ero preso qualche appunto, non tanto sulle tecnicalità della cosa, io soprattutto questa fase della PAC non l'ho seguita granché, quindi figurati se vengo a entrare nel merito. Però alcune riflessioni mi sono venute in mente, quindi non domande ma riflessioni, e che partono dal fatto che sono vecchio. E quindi è dagli anni '80 che vedo queste cose e volevo, soprattutto ai colleghi anche più giovani, ricordare i momenti topici della politica agricola comune in questi più che 30 anni. No? Se voi ci pensate bene, c'è stato il 92 dove si è chiusa la politica dei prezzi e si sono cominciati a pagare all'ettaro di superficie. C'è stato il 2005 con il disaccoppiamento, tutti e due momenti in cui cambia il meccanismo con cui si finanziano le aziende agricole. Adesso, secondo me, nel 2023, il New Delivery Model è un altro elemento di discontinuità rispetto al passato, però riguarda la governance, non guarda il meccanismo dei pagamenti. Se poi ci mettiamo sotto invece la linea dei PSR, dobbiamo aggiungere il 2000, Agenda 2000, che inaugura la stagione dei PSR, che è stata una stagione, lo diceva anche un po' Alessandro, di continuità, se non addirittura di status quo. No? Ogni periodo di programmazione si è migliorato. Io credo che nel Veneto, ad esempio, tutto il discorso del monitoraggio e valutazione, che nel 2000-2006 era un oggetto abbastanza vago e strano, è continuato a migliorare, quindi sicuramente da questo punto di vista poi il Veneto, non tutte le altre regioni ho l'impressione, si sono fatti passi avanti molto importanti, monitoraggio e valutazione per l'italiano, l'amministrazione italiana media è un oggetto oscuro, tuttora oscuro, e siamo arrivati adesso in cui, riprendo quello che aveva detto sfuggevolmente Franco Contarin, che diceva: ma adesso che ruolo hanno i cosiddetti complementi di sviluppo rurale? Hanno ancora un ruolo, addirittura quasi pensando è il momento della discontinuità, dobbiamo lasciar perdere. Ecco, io penso che questi 5 anni che ci mancano alla prossima programmazione, di nuovo Alessandro ricordava, guardate che stanno partendo i lavori per il prossimo periodo di programmazione. Non so perché, ovvero mi immagino che sia dovuto al fatto che le elezioni europee sono imminenti, ma la scorsa settimana era previsto che il commissario dell'agricoltura polacco avrebbe presentato un primo documento di riflessione alla Commissione. Non so se Alessandro sa qualcosa al riguardo, non so se verrà fuori i prossimi mesi o se lo riterranno inopportuno perché poi ci sono le elezioni.
ma l'anno prossimo si parte alla grande. E uno dei problemi che ci sono, il motivo per cui adesso si è fatto questa modifica di governance, è la giustificazione della spesa pubblica. Aspetto banale, in inglese si parla di accountability, potremmo tradurlo in italiano rendicontazione, quello di cui abbiamo parlato adesso. E su questo è la sfida prossima e ci saranno alcuni elementi non facili da... Mi viene in mente, e qua faccio il ruolo del ricercatore che lavora a livello, come dire, ideale. Ricordo per inciso, qua purtroppo non la vedo, ma con Barbara Lazzaro abbiamo discusso tanto di misure agroambientali, suggerivo cose, anche a lei venivano in mente, poi si metteva nei panni di Fregolent e diceva sì, ma guarda che Avepa mi dirà devi fare questo, quest'altro. Dal mondo ideale si scendeva al mondo pratico, reale, e purtroppo ci sta Avepa, perché poi dopo loro devono rispondere anche con i meccanismi di certificazione di cui parlava adesso Beatrice. Quindi io quello che suggerisco, ma poi lascio ovviamente le riflessioni finali a Franco, è di prendere appunti, ma non solo Franco, anche tutti voi prendere appunti in questo periodo di programmazione, tra l'altro anche abbastanza breve, perché funzionerà così per la prossima volta. Perché probabilmente non ci sarà, non so se avete letto la notizia, non sono informatissimo, ma nel Regno Unito hanno chiuso quei pagamenti diretti. E potrebbe succedere anche in Italia, ovvero nell'Unione Europea 27, quindi su questo bisogna ragionare. Una cosa mi veniva in mente, ad esempio, la Maria Berletti che diceva come si fa in un scenario globale sempre più incerto a sapere cosa fare, no? Quali sarà, prevedere le cose. Proviamo a ragionare anche con strumenti nuovi. Ci sono i big data. La butto lì di nuovo dall'ideale, c'è l'intelligenza artificiale. Il CREA fa l'analisi del sentiment, che non è altro che l'analisi dei testi testuali per vedere quello che salta fuori dal mondo agricolo. E perché non si può utilizzare anche qua? Cioè, bisogna pensare... non vale più lo status quo, bisogna ripensare le cose e provare a agire in modo diverso rispetto al passato. Questo per tutti. Può darsi che, mi veniva in mente tra l'altro sentendo Gianluca parlare di Avepa, senz'altro in un'ipotesi del genere avere 11 OPR regionali più il resto è un casino, sarà un casino. E però sappiamo bene che per il Veneto è stata una manna avere l'OPR perché ha consentito agli agricoltori di ricevere i finanziamenti in tempo, però anche quello è un problema. Vabbè, insomma, ho fatto anche troppo lunga. Io, niente, vi ringrazio, spero che non sia l'ultima volta che ci vedremo, ci saranno altre occasioni e tutto qua. Grazie. Sì. Giusto un paio di cose prima di dare le conclusioni a Franco. Allora, mi volevo riallacciare alla presenza delle regioni su alcuni tavoli a livello comunitario, che siano rete ma anche non rete. Secondo me è una delle cose su cui lavorare, perché assolutamente lo abbiamo fatto nel passato su gruppi tematici e dobbiamo forse anche costruire una migliore comunicazione di quello che c'è disponibile e governarlo, perché secondo me questo è importante, anche perché ritorniamo sempre all'aspetto relazionale, ci va il livello nazionale, ci va il livello regionale, è un momento anche di condivisione e anche di confronto comune, quindi secondo me, diciamo, una cosa su cui io mi faccio postino, grillo parlante, diciamo, varie cose rispetto alle cose che poi si discutono a livello nazionale. E faccio mi lego appunto anche alle cose che diceva comunque Andrea, no? Anche
come dire, all'essere punto di riferimento su monitoraggio e valutazione in Italia del Veneto, non da solo, però questa è una di quelle cose che abbiamo costruito insieme, su cui il ruolo della rete come rete, no, delle autorità di gestione che gestiscono la valutazione dei valutatori è stata una delle cose su cui noi ci siamo spesi di più proprio nel lavoro comune, no? Non nel lavoro nostro, nel lavoro comune, e questo, no, va un po' nella direzione che veniva suggerita. E poi fra 10 anni, quando ci chiederanno di passare dal PSP a qualcos'altro, non vorremmo mollare il PSP perché ci siamo abituati al PSP. Allora a me è il piacere di tirare un po' di conclusioni che non è facile, ma non credo non sono conclusioni nel merito, in quanto tutti gli interventi che ci sono stati, ciascuno ci ha consegnato degli argomenti che ci spiegano la realtà dell'oggi. Sono contento di aver messo in imbarazzo Andrea che come sempre come ha fatto in altre preziose occasioni, ci ha aperto anche una prospettiva di futuro, rilanciando, direi, quindi non in chiave remissiva ma in chiave di rilancio. E credo che a ciascuno di noi sia giusto portarci a casa quindi quelle nozioni, quelle informazioni o quelle considerazioni che ci frullano nella testa, anche magari incapaci di formulare un qualcosa di ultimativo, di finale, ma che porteremo avanti e che ci possono aiutare appunto a essere consapevoli del contesto che, come ogni cosa umana, tende ad essere vieppiù complesso, ma con la responsabilità di riuscire a far propria questa complessità nelle piccole cose che ci sono affidate e a proporre, a fronte dei problemi che nascono nella complessità, delle soluzioni che siano adeguate, cioè che riescano a rispondere agli alti obiettivi che ci vengono consegnati. È un esercizio continuo per stare al passo con i tempi. Come diceva, come ho colto e traduco e parafraso Andrea, sì, c'è solo un'alternativa a questo, poi gli errori, vabbè, si fanno sempre gli errori ovviamente in questo processo, ma quella è un'altra cosa. L'alternativa è non farlo, è restare seduti, e questa cosa qui non è in noi e non va bene, perché allora sì, questo qua sì produce seri problemi. Ma cerchiamo appunto di metterci in gioco in questa chiave e di farlo a partire dalla grande occasione che abbiamo, privilegio professionale, magari per qualcuno tormento anche, perché insomma c'è sempre qualche dirigente che tormenta, di lavorare su queste materie che in questo loro, come dire, tumulto dimostrano di essere vive e di avere a che fare con un settore che è altrettanto vivo, che è altrettanto vitale, magari sempre un po' misconosciuto, un po' trattato per luoghi comuni, però anche senza tirare in ballo immagini giornalistiche, però in realtà è un settore reale, concreto, dove ci sono persone che si pongono dei temi e dei problemi, e forse più che in altri comparti a valle del primario ha anche ancora un sostrato umano, sociale, di persone che si interrogano, che magari a loro modo si esprimono la fatica di capire il tempo, i tempi, e di rinnovarsi, ribadendo la centralità dell'attività legata alla terra, all'agricoltura, all'alimentazione. Ecco, quindi viviamo con maggiore consapevolezza e sentiamoci caricati di questa responsabilità. Fatto il mio pistolotto, chiudo consegnando a tutti il ringraziamento dell'attenzione, ai relatori il ringraziamento del lavoro per prepararsi, anche al moderatore di averci moderato adeguatamente,
e con chi magari non avrò occasione nei prossimi giorni di vedere, a nome di tutti faccio anche gli auguri di un buon Natale e di serene festività. Grazie. Grazie dottor Contarin. Nel salutarvi anch'io e augurarvi buone feste, vi ricordo che in cartellina avete il QR code attraverso il quale vi chiediamo di compilare il solito questionario di gradimento rispetto a questa attività. Grazie mille e ancora auguri a tutti.